stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. E io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ma ci son cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. E io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Tu non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Non avevi perso. Tu non avevi perso mai. Bocelli ed Elisa, la voce del silenzio. Vorrei una voce, anche noi donne vorremmo una voce che ci facesse salire questa scala che diventa sempre più lunga, sempre più difficile da percorrere. Però abbiamo delle donne toste, ma toste che voi non avete idea e ce la faranno sicuramente. Questa mattina ne ho due in presenza. Allora saluto ma veramente con grande calore Maria Pia Cavaletta, Presidente Comitato MECFS, e spiegherete, ma poi capirete chi è. E saluto anche Silvia Arlanca, Presidente Dolomiti Energia. Grazie anche a lei, Presidente, veramente grazie di essere qui. Top 100, la lenta avanzata rosa ai vertici delle grandi aziende. Aspetta un attimo. Allora, per trovare la prima donna ai vertici di una grande azienda triveneta bisogna salire in Trentino Alto Adige, al 16° e 17° posto, dove troviamo due presidentesse,
Silvia Arlanca della Trentina Dolomiti Energia e Flora Cross del gruppo Alto Atesino Alperia. Allora, Presidente, ci racconta com'è sta storia di ste donne che facciamo una fatica enorme, ma siete bravissime, battiamo le mani noi, vero Maria Pia? A queste donne che ce la stanno mettendo tutta e fanno onore anche a noi. Ma perché questi uomini non ci vogliono, che sono meno bravi di noi? No, qualcuno è anche bravo, ma siamo bravi anche noi, eh? Prego, Presidente. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, grazie dell'invito e lusingata da quello che sta dicendo, ma fiera di essere anche in questa posizione, magari di essere di ispirazione alle sorelle donne. Bravo. Com'è questa storia? La storia è in evoluzione, stiamo assistendo un po' a un cambiamento, no? Anche nella nostra società, ma anche proprio in azienda e anche ai vertici. Questo lo dobbiamo cogliere con fierezza. Stiamo dimostrando di avere delle qualità e delle capacità che insieme a quelle maschili portano risultati e stiamo lavorando per quello, per dimostrarlo. Noi donne, adesso non vorrei, noi donne abbiamo delle intelligenze un po' diverse rispetto a quelle maschili logico-matematiche e le nostre sensibilità, la nostra intelligenza intuitiva, predittiva e anche sentimentale ci aiuta a raggiungere gli obiettivi. E non so se il Trentino e le montagne e le Dolomiti hanno un clima particolare per cui... No, è perché siete toste, Presidente, glielo dico io, sapete come raggiungere l'obiettivo. Il problema è, Presidente, che a mio avviso quelle donne che abbiamo anche in Parlamento, che potrebbero veramente battere un colpo, io lo dico tutte le mattine, non si preoccupi, molto più forte di quello che stanno facendo, perché le trovo molto tiepidi su reali problemi che abbiamo noi donne, ma parlerei anche di persone, perché se noi continuiamo, e lei ha detto molto bene, Presidente, dividere tra uomini e donne invece di parlare di persone, ecco, non ce la faremo mai. Noi abbiamo bisogno, come dice lei, di metterci assieme, di guardare le persone, non guardare il lato femminile o il lato maschile. Sappiamo già in partenza che ci siamo. Non c'è niente da fare, noi lo sappiamo. Il problema è riuscire a farlo capire all'altra persona, non al maschio, all'altra persona. Cioè, dobbiamo parlare tra persone. Cosa dice, Presidente? Concordo pienamente. La differenza ovunque andiamo sono le persone. In azienda, a casa, in qualsiasi posto. Dobbiamo trovare il modo di capirci e rispettarci, ma riconoscendo le differenze. Come le dicevo, abbiamo veramente... delle intelligenze, allora le intelligenze sono tante, no? A scuola ci insegnano quella logico-matematica dove gli uomini sono effettivamente più forti perché sono attitudinalmente portati, mentre le donne hanno delle sensibilità che aiutano a raggiungere l'obiettivo in maniera diversa. Noi abbiamo la capacità, secondo la mia esperienza, di riuscire a vedere dove si arriva a cadere e quindi quando si parla di progetti, di obiettivi, intuiamo già come andrà a finire e questa insieme alla competenza e all'intelligenza maschile è il binomio perfetto per riuscire. Dobbiamo trovare l'equilibrio. Allora, Presidente, adesso ci spieghi anche ai telespettatori e telespettatrici di cosa si occupa questa grande azienda. Sentiamo allora, Presidente, prego. Allora, io sono a capo di un bellissimo gruppo che produce essenzialmente energia green, 100% green dalle centrali idroelettriche che abbiamo sul territorio del Trentino. Oltre a produrre energia la vendiamo anche al mercato e la distribuiamo sul territorio. Il gruppo Dolomiti Energia è presente lungo tutta la catena del valore dell'energia, quindi abbiamo detto produzione, distribuzione e vendita, produciamo anche e distribuiamo gas e ci occupiamo dell'igiene urbana nella città di Trento Rovereto e nei paesi limitrofi del Trentino. È un gruppo che occupa
più di 1400 persone, quindi ha una dimensione importante. Il fatturato del gruppo l'anno scorso ha superato i 3 miliardi di euro. Quest'anno, con i prezzi un po' meno impazziti rispetto all'anno scorso, ci attesteremo sui 2 miliardi e 2, rientriamo un po' in quella che è la media degli ultimi anni. Presidente, questo che lei sta raccontando ci interessa molto, perché ho avuto anche il presidente della Federconsumatori di Verona, dove è molto preoccupato, che dice sì, è calato il gas, però hanno aumentato l'IVA dal 5 al 10%, perciò la bolletta sarà sempre cara. Ecco, lei cosa ci dice? Lei che sa benissimo i problemi che ha l'Italia, ma soprattutto le famiglie italiane, queste famiglie, questa popolazione che sta invecchiando. Io ho un banco solidale, Presidente, anche ieri vedere questi anziani che mi chiedono il pacchettino di caffè mi vengono i brividi. Sono persone per bene che mai avrei pensato che venissero al banco solidale, non ce la fanno, questo a detta dei Federconsumatori, neppure a riscaldarsi, perché con le pensioni che hanno sono poche. Ecco, lei cosa vuole dire? Lei che capisce benissimo di cosa parlo, e soprattutto questo mercato libero e queste persone che sono in stato confusionale perché non è stato chiaro, non è stato spiegato, non sanno, prego, questi cambiamenti di gestore 800, già truffe, appena iniziato, abbiamo già iniziato con le truffe. Prego, Presidente. È un tema molto importante e attualissimo. Il mercato della tutela è finito e ci sono effettivamente state queste aste che hanno messo appunto all'asta i clienti, che sono state vinte da vari operatori sul territorio. La legge ha tutelato per il momento quei clienti over 75 e comunque che sono fragili, scusate, lasciandoli nel mercato della tutela. Però è una cosa momentanea, prima o poi anche anche questa categoria di persone dovranno affrontare l'approdo al mercato libero. Quello che possiamo dire è che rispetto a magari un po' di cannibalismo verso queste persone, perché c'è la corsa, no, a convincerli a passare da un operatore all'altro. Io credo molto nella vicinanza fisica e quindi consiglio di recarsi agli sportelli e parlare direttamente con un operatore, in modo che si possa spiegare, fare le domande in modo e farsi consigliare l'offerta più adatta per i propri livelli di consumo. Quindi è vero che c'è timore, è vero che c'è confusione, ma rivolgersi a un operatore è sempre la scelta migliore, anche per tutelare proprio le persone più fragili e gli anziani, che magari hanno un approccio a questo tema diverso, giustamente non aggiornato. Poi l'andamento dei prezzi effettivamente ci ha lasciato scottatissimi l'anno scorso. Quest'anno i prezzi sono calati, sia della luce che del gas. Voi sapete che i prezzi li determina la borsa elettrica, e quindi sono dei prezzi dettati dal mercato. Dopo effettivamente l'intervento dello Stato sull'IVA, che aveva ridotto l'IVA sul gas al 5%, andando incontro appunto al portafoglio degli italiani, è venuta meno, e quindi questo vantaggio in bolletta purtroppo è svanito. La ringrazio, Presidente, di aver spiegato anche molto bene e di aver capito l'importanza anche di spiegare a queste fragilità come comportarsi, ecco, di farsi accompagnare se non sono in grado di gestire la situazione, non fidarsi, non fare telefonicamente il cambio di gestore, non fatelo, non dite mai sì, non usate la parola sì, se non conoscete mettete giù.
perché io ci tengo molto, guardi Presidente, a queste fragilità, io ci vivo assieme e devo dire la verità che sono abbandonati a se stessi. Noi abbiamo tante associazioni di volontariato, ma molto divisi tra di noi, perciò se non riusciamo ad arrivare alle fragilità, chi se ne frega di essere in 7.000 se poi troviamo l'anziano che non sa a chi rivolgersi. Grazie veramente Presidente. Allora Maria Pia Cavalletta, cosa ci racconti? Tu hai sentito una donna al comando con le idee chiare, obiettivi da raggiungere molto precisi, chiari. Ecco, spiega anche di cosa ti occupi e soprattutto qual è anche l'importanza di fare rete, quello che stiamo cercando anche di fare noi a Villa Margherita Inclusiva. Prego Maria Pia. Allora, innanzitutto sono Maria Pia Cavalletta, Presidente del Comitato MECFS, encefalomielite mialgica, sindrome da fatica cronica. È una malattia neuroimmune che colpisce sia gli adulti che in età pediatrica. La cosa importante che sta facendo adesso Mirella è unire queste realtà di associazioni per dare voce alle problematiche che ognuno di noi sta vivendo per sé e anche per i malati del stesso comparto, che necessitiamo di ogni realtà di avere un obiettivo da risolvere. Allora andiamo a vedere anche l'intervento di Maria Pia Cavalletta, Presidente di questo comitato, molto importante perché riguarda una malattia, una sindrome che non è molto riconosciuta. Qualcuno dice ma cos'è questa storia, non ci credono, in molti ancora adesso, perché va detto, bisogna essere anche chiari. Invece Maria Pia spiegherà molto bene anche di cosa si tratta. Andiamo a sentire. Io invece sono Maria Pia Cavalletta, sono Presidente del Comitato MECFS per il riconoscimento di legge in Italia di una malattia che ancora non è riconosciuta, ma è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità già dal 1969, quindi da più di mezzo secolo. Abbiamo i malati che nascono sani, poi per una serie di meccanismi si ammalano e non possono più andare a scuola, non possono più lavorare e si trovano senza tutele, senza diritti sanitari. La cosa grave è quando succede un piccolo in età pediatrica, perché non può più andare a scuola, supera i 50 giorni di assenza e partono le denunce dai tribunali di minori. Quindi adesso è importante arrivare anche in Italia al riconoscimento di legge, perché è una malattia che procura un sacco di sintomi, un'estrema stanchezza, linfonodi ingrossati, dolori articolari, muscolari, linfonodi ingrossati, come se fosse una simile influenza che dura per anni. Quindi si trovano allettati tra divano e letto, tra le mura domestiche che nessuno li vede e hanno necessità della tutela e dei diritti come qualsiasi altro malato in Italia. Allora Maria Pia Cavalletta, l'importanza di fare squadra, questo che cercano di fare anche queste top 100, questa lenta avanzata, ma anche per te è una lenta avanzata, ecco, non è riconosciuta questa malattia, eppure il Ministero della Salute la riconosce. Qual è l'inghippo che non riesco a capire, Maria Pia? No, beh, il Ministero della Salute ancora non l'ha riconosciuta, però abbiamo anche un progetto di legge presentato in settembre da un gruppo di parlamentari e vediamo un attimo se questa volta va a buon fine. Non è la prima volta che si presentano progetti di legge e quindi sappiamo però che in Veneto abbiamo una legge che l'aveva riconosciuta. Ecco, vedi che avevo capito qualcosa. Il discorso abbiamo la legge numero 6 del 2015, articolo 27, in cui viene riconosciuta la malattia, però non è messa in vigore. Cosa vuol dire? Che non abbiamo quelle tutele che sono scritte nel cartaceo, non abbiamo centri diagnostici di specializzazione, noi abbiamo bisogno di specialisti, di medici che conoscano la patologia per poter accogliere i malati quando si presentano in pronto soccorso, nei reparti, e sapere come gestire i loro sintomi. Sono sintomi che devono arrangiarsi a gestirseli a casa da soli e non è sempre semplice. Però Maria Pia, come mai c'è questo inghippo? Perché il problema è che io la vivo con una ragazzina che voi avete conosciuto, perché abbiamo cercato anche di supportare e di aiutare questa famiglia, anche con una sedia a rotelle che non riusciva ad avere, poveretta, e vi posso assicurare che vedere questa ragazzina di 15 anni in quelle condizioni è una cosa da brivido. Tu vedi un pallore, soprattutto la prima cosa che noti di questa
bambina, 15 anni, pensate voi. Non va a scuola, fa 5 passi e deve sedersi perché non ce la fa. Se anche lei, ad esempio, piace molto disegnare, fa anche dei giochi anche particolari per cercare anche di non stancarsi, ma se alza un minimo la soglia, poi ha delle conseguenze incredibili e dolorosissime. Ecco, allora bisogna anche capire di cosa si parla. Avevo avuto anche la mamma ospite, sono venute qui, e devo dire la verità che quando parlavo anche con qualche medico, Maria Pia, hai ragione tu, fanno fatica a dire ma bisogna vedere se è vero, se non è vero. Lo dico perché è la verità e lo sapete che io dico la verità. Allora, secondo te, Maria Pia, qual è proprio l'inghippo? Come in regione è stata riconosciuta, ma se è stata riconosciuta vuol dire che c'è, perché non credo che la regione sia l'ultima della classe, anche la nostra regione, però come Ministero della Salute non viene messo in atto questo, e questo comporta anche per le famiglie dei problemi molto importanti e gravosi, o sbaglio? Assolutamente sì. Diciamo che non aver la tutela e una legge che dia dei diritti a questi malati procura un sacco di problematiche sia economiche che morali. Diciamo che quando ci si ammala, allora normalmente si nasce sani. Dopo un'infezione virale inizia a succedere un qualcosa al fisico che non guarisce più. Rimane questa simile influenza con una varietà di sintomi altalenanti, gravità più o meno accentuate, da allettare o far parte della vita quotidiana in modo parziale. Non si sa cosa sta succedendo al fisico perché non abbiamo un marcatore che dici faccio l'esame e succede che si capisce cosa si ha. Per avere una diagnosi intercorrono 2-3 anni o anche di più. Quindi si cerca di andare per esclusione, ci si affida a più specialisti, non si sa dove andare a parare e quindi molto spesso si fanno esami anche in più del dovuto perché si è lasciati soli. Se ci fosse una sanità pubblica che prende in gestione questi malati sarebbe molto più mirato il percorso e forse anche più accelerata la diagnosi. Quindi c'è sì un dispendio personale della famiglia del malato, ma anche delle casse della sanità pubblica a questo punto. Presidente Arlac, lei si occupa di altro, però stiamo parlando anche di donne, di famiglie, di mamme, come sto seguendo, che sono a un certo momento anche lasciate sole perché devono stare anche a casa, devono cercare anche di accudire questi familiari che hanno questa sindrome, che è una sindrome, ripeto io che la vivo e che so cosa vuol dire, è molto impegnativa perché anche a livello psicologico abbiamo seguito anche un uomo, un padre di famiglia, pensi Presidente Arlac, 20 anni che non usciva di casa, sono riuscita a prenderlo con i soccorritori di Bassano e portarlo in un parco con la figlia e la moglie, 20 anni che nessuno si occupava di lui, ma soprattutto la famiglia. Ecco, lei è una grande azienda, numeri importanti come ha detto. Quanto è importante anche riconoscere la famiglia, questo lavoro di persone, ecco, parliamo di persone anche con dei problemi molto importanti, chi non li ha in famiglia, Presidente? Ecco, lei ha detto una parola molto importante, ci vuole la sensibilità che abbiamo noi, la sensibilità femminile, per capire che dobbiamo fare vari assemblaggi. Prego, Presidente Arlac. Sì, come dice lei, le persone sono il cuore dell'azienda, quindi dico una frase fatta, ma effettivamente è così. Noi vogliamo mettere la persona al centro della nostra azienda e in questo caso parliamo dei dipendenti e cercare di fare in modo che ognuno di noi trovi quell'equilibrio che tutti agogniamo tra casa e lavoro e per avere anche un benessere personale. Quindi la nostra politica sul personale è estremamente strategica. Proprio in questi mesi il nostro obiettivo è quello di certificare tutto il gruppo con la certificazione del Family Audit che appunto persegue
l'equilibrio tra casa e lavoro. Stiamo cercando appunto di creare anche, oltre al welfare aziendale, anche quel well-being aziendale, quindi dare anche quegli strumenti ai nostri dipendenti che vanno dallo sportello psicologico all'aiuto compiti o comunque un accompagnamento in certi momenti particolari della propria vita. Ci stiamo lavorando perché è importante e perché ormai tutti noi abbiamo capito che non si vive di solo lavoro, ma c'è altro, come è giusto che sia, e quindi essere messi nelle condizioni, soprattutto noi donne, di trovare questo equilibrio è importantissimo. Poi c'è un tema ancora più importante che lei ha toccato, quello della cura. La donna nei secoli è sempre stata l'unico essere umano deputato alla cura, la cura della famiglia, la cura degli anziani, la cura dei malati. Vediamo sempre donne che guardano e curano e proteggono. Questo secondo me deve cambiare perché e solo con un cambiamento di mentalità e quindi sdoganando questo binomio donna famiglia, donna ospedale, donna anziani, daremo possibilità alle altre donne di poter esprimersi in maniera completa nel mondo del lavoro. La ringrazio Presidente, avete capito cosa vuol dire avere alla guida una persona femminile, ma una persona con una sensibilità, e non tutte, perché giustamente stiamo parlando di persone, però vi posso assicurare che molte di loro ce l'hanno, hanno questa sensibilità che nasce nel nostro DNA, non c'è niente da fare, non a caso continuano a chiamarci Croce Rossina quando assistiamo queste persone, come ha detto la Presidente, perché siamo viste anche ancora in quella maniera, invece no, dobbiamo cambiare passo e farci aiutare anche da altre persone che sono i maschi di capire che forse è giusto, è arrivato il momento che anche loro diventino delle Croce Rossine. Visto che parliamo di maschile e femminile, cominciate a darvi una mossa, uomini, perché saremo anche stanchi di questa situazione. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno alle tue ospiti. Innanzitutto tanto di cappello a tutte e due. Il Trentino io conosco benissimo, imprenditrici del Trentino e nasce, perché era un paese che dava via questa terra dei cartoni, che ha fatto una delle regioni più belle e più funzionanti d'Italia. Chapeau. E dopo, signora che a proposito del problema di aiutare qui che ha bisogno, è stata una cosa enorme, ma queste persone che hanno bisogno di essere aiutate, non è da domandare e a carità a nessuno, perché essere curare, è un suo diritto costituito dalla Costituzione e bisogna aiutare. Ma cosa siamo diventati? Ma che persone siamo diventati? Più da scherzi non si vede. È il mondo, vive tanti anni, va bene. Sì, il mondo funziona con la grana, Mirella, non che sia il Sanremo, che sia solo che cattiveria. Ma qui che ha stupato sette fiori da una puttana da 13 anni, qui che vuol dire castrazione chimica, così dica condannati per tutta la vita, e invece non gli fa niente. Uno di domiciliari, ma stiamo parlando di robe, di tanta gente che viene in cerca di aiutare la povera gente e tanta gente che non interessa niente. Siamo egoisti, dovremmo da ricordarci che moriremo tutti, i soldi non ti porti in tomba, capito? Se ti dà un pane che fa del bene, Mirella, che ti dà qualcosa nel cuore da cavare, fallo, perché è bello se ti può aiutare la gente. Aiutarla anche con una parola. Ti vedi che muore uno su un condominio in sinagoga dopo 3 mesi, direi. Ma dai, siamo diventati, siamo delle bestie, perché basta che arrivi in natura un orso e da un putello e che corre via perché non c'è perdere, lo becca fare a e non dite, ma dai Mirella, siamo gente, non capisco, ma i nostri politici cosa fai? No, non lo so.
Grazie caro Rinaldo della telefonata e della riflessione che hai fatto. Adesso devo andare in pubblicità. Il lavoro povero delle donne, lavoratrici sottopagate o pagate meno dei colleghi maschi, una realtà ancora oggi più che mai attuale. Se ne parlerà venerdì sera al ridotto del Teatro Remondini di Bassano, in un incontro organizzato dal PD bassanese, dal gruppo consigliare Dem Veneto e collettivo femministe Resistenti. Al centro la questione femminile, parlando di lavoro e delle sue condizioni, partendo dal livello di occupazione femminile che colloca l'Italia al penultimo posto in Europa, con oltre una dozzina di punti in meno rispetto ai valori medi europei. L'indicatore di povertà lavorativa femminile infatti contribuisce a descrivere la difficoltà individuale di essere indipendenti, autonome e autodeterminarsi dal punto di vista economico. Allora, Presidente Arlacca, come commenta questo servizio? Parliamo di donne, parliamo di stipendi ancora in misura non uguale, anche se fanno lo stesso lavoro, ma si fa fatica ad andare avanti purtroppo, con molti problemi, perché parliamo anche di persone, io non parlerei proprio di donne, ma di persone magari che si dividono, che non ce la fanno, stipendi sono bassi. Cosa dice Presidente Arlacca? Secondo lei qual è anche la strategia che dovrebbe adottare il governo per aiutare anche queste realtà che ci sono sempre di più? Prego. Mi rifaccio a quello che ho detto prima. Questo è frutto anche di una cultura patriarcale, diciamo, della nostra società. Se la donna deve far altro rispetto a quello di concentrarsi sul lavoro, è evidente che non potrà dare il meglio e avere gli stessi risultati di un collega maschio, e questo dobbiamo cambiarlo. Come? Io penso che i nostri politici si stiano un po' interrogando su quello che è il gender gap e quindi lo stanno anche quantificando, perché quanto costa una donna che viene magari istruita, inizia a lavorare, lo Stato ci ha investito e dopo deve stare a casa? Questo, e poi l'efficienza di una donna rispetto a un uomo. Si narra che la donna produca di più. Adesso io non sono un'esperta in questo campo, però ho sentito qualche convegno in cui effettivamente si dice che la produttività legata al genere femminile è maggiore. Questo quanto costa se una donna sta a casa? Io penso che i nostri politici, che nel momento in cui iniziano a quantificare quanto costa effettivamente questa differenza di genere, troveranno sicuramente le misure per porci rimedio, che passano attraverso una proposta e un'offerta di servizi per fare in modo che il genere femminile possa esprimersi al lavoro in maniera serena, senza doversi sentire in colpa perché lei non è a casa, lei non è a curare i figli o i genitori, o non corre a fare la spesa perché c'è qualcuno da sfamare. Grazie. Maria Pia, tu sei una donna che lavora, sei una donna anche in carriera. Cosa vuoi dire? Qual è la difficoltà maggiore che hai trovato in questo percorso che hai fatto, proprio di riprendere la tua vita in maniera anche rispettosa, anche nel lavoro? Prego. Allora, io ho avuto due fasi della vita. Lavoravo, tutti stavano bene e ok, iniziano a star male, quindi devi retrocedere nella carriera, dedichi il tempo quasi esclusivamente a chi ne ha più bisogno nella famiglia, perdi l'attività e quindi poi ti devi ricreare una presenza nel mondo del lavoro. Pian pianino mi sono reinserita e quindi quando uno testa poi le capacità della persona, poi viene valutato e viene preso in considerazione, per fortuna. Sì, ma quello che vogliamo capire è
È stato difficile questo reinserimento perché per trovare lavoro assolutamente per trovare sì. lavoro, perché ci sono voluti anni ecco, per avere, spiega, per perché avere... sembra che non ci sia, cioè la donna, specialmente anche la donna, faccia fatica a inserirsi perché non è proprio così, perché se uno ha bisogno di lavorare trova il tempo per fare tutto, anche per fare volontariato, ve lo dico io, nonostante con grandissimi problemi riesce a trovare anche delle ore, tanto è vero che il femminile, il volontariato ha dei numeri incredibili. Prego Maria Pia. Sì, assolutamente, trovi il tempo quando hai un tuo ritmo di lavoro, ritagli nella tua giornata tutto quello che serve per arrivare agli obiettivi che ti prefiggi, è poco da fare. Il problema è stato l'inserimento proprio nel mondo del lavoro, trovare il canale di assunzione, quindi non è stato semplice, per quanto avessi delle agevolazioni anche per una legge 68 e via dicendo, cose mie personali. Però è stato dura. Esatto, però poi chi ti assaggia nel lavoro capisce le tue capacità e quindi per fortuna vieni portata ai livelli che meriti, insomma. Questo è un bel segnale. Cosa ne dice Presidente Arlacca? Però scusi, prima sentiamo Adriana da Crocetta Sinoguai. Vai Adriana. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io sono un po' controcorrente. Vai controcorrente. Ci sono le associazioni che crescono come funghi e non tutti fanno volontariato. Direi che non ne fanno proprio. Volontariato intendo offrire il tempo gratuitamente, ma niente da fare. Questo lo dico perché ho fatto 20 anni di volontariato. E sono sempre stata, non rimesso ma neanche avuto benefici. Comunque vi ringrazio, scusatemi, ma io la penso così. E se le donne non trovano lavoro... Ma eri pagata quando hai fatto volontariato, Adriana? Eri pagata quando hai fatto volontariato? Organizzavo corsi di nuoto. Eri pagata quando hai fatto volontariato? L'ho fatto per 20 anni. Ah, eri pagata? No. Ecco, appunto, basta, a posto. Grazie Adriana, benissimo, ho sentito anche la riflessione di Adriana, perché se non le do la voce guai, si altera, si arrabbia. Allora Presidente, torniamo invece a questo discorso veramente importante che faceva Maria Pia Cavalletta, ecco, l'inserimento, ecco, queste risorse umane. Delle volte sento, Presidente Arlacca, queste persone che dicono: ma che domande mi hanno fatto Mirella, ma di cosa vanno in cerca? Ecco, anche qua ci vuole una certa sensibilità. Ecco, lei quando parliamo di risorse umane, di cosa si parla, Presidente Arlacca? Perché è un tema molto importante. Quando parliamo di risorse umane parliamo di persone con la propria storia e i propri bisogni e quindi dobbiamo essere cauti e molto attenti ad ascoltarli. Il reinserimento di queste persone sono magari avanzati, con l'età un po' più avanzata rispetto a un giovane che cerca lavoro, è anche una sensibilità che il gruppo Dolomiti Energia sta sviluppando e stiamo riflettendo su dei progetti proprio di inclusione di queste figure che sul nostro territorio magari trovano accoglienza più in cooperative sociali che si dedicano appunto all'inserimento di queste persone più fragili che hanno avuto delle storie tutte personali, ma comunque che vogliono essere reinserite nel mondo del lavoro. Da parte di un gruppo come Dolomiti Energia il dovere di capire se possiamo essere utili anche noi in questo filone. E quindi sviluppare delle politiche di inclusione anche verso queste persone, non solo verso la differenza di genere o i giovani, ma anche verso chi vuole ritornare al lavoro, perché il lavoro è dignità e quindi è vita. La ringrazio Presidente per come si è espressa, perché guardi, io ho tantissime volte i sindacati ospiti e l'inserimento a parole di queste fragilità non c'è. A parole c'è, nella carta c'è, esiste, c'è la legge 143, però poi quando questi si presentano molte volte come
la parola disabilità che io odio, Presidente Arlacca, tanto è vero che io li chiamo diversamente agili, perché per me si muovono in maniera diversa, ma sono delle persone meravigliose, anzi lavorano anche benissimo, meglio di tanti altri, perché si impegnano tantissimo, perché devono dimostrare soprattutto a se stessi di riuscire a farcela, e questa è una cosa che mi fa veramente venire i brividi quando li vedo e dico: guarda, poveretti, come dice lei, nelle cooperative sottopagate perché gli danno 3 lire nel vero senso della parola, guardate, credete alla Mirella, e guardate che lavorano veramente bene, perciò sentire che anche qua si sta facendo un passo avanti, la ringrazio Presidente, per cercare di guardare la persona e non il diversamente agile, mi fa molto piacere. Prego Presidente Arlacca. No, se posso aggiungere, proprio noi abbiamo una policy che la chiamiamo diversity e inclusion in inglese, ma comunque è chiaro che parla di inclusione della diversità e dentro qui c'è tutto il mondo che abbiamo toccato adesso, c'è il genere femminile, i diversamente abili e vogliamo proprio andare verso la certificazione e quindi il riconoscimento delle nostre politiche rispetto a questo tipo di tema. E non le nascondo che la nostra responsabile del personale è un vulcano e quindi sta mettendo veramente a fuoco tutti questi progetti. È un elemento molto importante che io apprezzo molto. L'importante è anche che lei sia qui questa mattina, perché queste persone che la stanno seguendo diversamente agile, vede, c'è un lumicino di speranza anche per loro, perché dobbiamo capire di guardare con altri occhi, come sta spiegando la Presidente Arlacca, di guardarli con occhi diversi. Siamo noi che i disabili, perché li guardiamo non nella maniera giusta. Pensi, Presidente Arlacca, lo dico anche a Maria Pia Cavalette, che ieri ho avuto 3 mamme che hanno perso i figli negli incidenti stradali, si stanno mettendo la faccia per cercare di avere giustizia, ma ho avuto anche una mamma, la Raffaella, con la figlia Lisa, che è muta ma non sorda, e lei non accetta questa diciamo esclusione della figlia dalla scuola, tanto è vero che Lisa a 14 anni è ancora a casa dalla scuola perché vogliono metterla su delle scuole dove non ci sono delle aule, che non ci sono libri, perciò tutto un modo diverso, mentre Lisa avrebbe piacere di avere una scuola normale, basterebbe solo che ci fosse la lingua dei segni, che finalmente venisse riconosciuta. Invece Lisa è ancora a casa, Presidente Arlacca, nonostante 4 ricorsi al TAR vinti, ma non ci abbattiamo, andiamo avanti. Lisa deve assolutamente andare a scuola, gliel'ho promesso e farò di tutto perché renda giustizia, ma capisce bene, Maria Pia, capisci anche tu, che quando io ho letto questa mail che è arrivata dalla Regione che chiama queste persone ancora handicappate, lei capisce bene, ecco, è arrivata dalla segreteria dell'assessore all'istruzione. Ecco, quando io ho letto questa lettera mi sono venuti i brividi, ho detto qui non ci siamo proprio, ma proprio non ci siamo assolutamente. E sentire questa bimba che chiede alla mamma che sarà della mia vita, mamma, che fine farò, capisci bene, Maria Pia, che c'è tanto lavoro da fare anche tra di noi per capire di aiutare queste fragilità. Prego, tu hai conosciuto Lisa, hai conosciuto mamma Raffaella, sai di cosa si parla. Ecco, se ti arrivasse una mail e sentirti dire handicappata, ecco, come la leggeresti? Secondo me, infatti ieri una segretaria della CGIL ha detto: questi hanno fatto un autogol pazzesco, se è vero quello che mi dice, veramente da approfondire la questione, perché è indecente che sia arrivata una email di questo genere. Prego Maria Pia. Allora, proprio ieri guardavo, quando si guarda su internet, si guarda in velocità le notizie, c'era il Ministro della Disabilità che proprio la parola handicap la vuole proprio togliere totalmente. Quindi è una cosa che è in relazione anche a questo discorso. La mamma di Lisa l'ho conosciuta, ci scambiamo spesso messaggi tra di noi perché abbiamo realtà diverse, ma abbiamo situazioni molto similari. Il discorso della scuola è capitato a molti malati anche pediatrici. Scuola e lavoro dovrebbero un attimo avere un metro di valutazione delle possibilità della persona, non dell'invalido, della persona. La persona presenta quelle difficoltà, dovrebbero dar modo di avere un lavoro
o un percorso scolastico, e lì ci vorrà anche l'inserimento del MIUR con un programma ad hoc per ogni situazione, per poter dare modo alle persone, non ai malati, alle persone, perché sono persone, oltre che malati, di creare il loro percorso di progetto, di studio, di lavoro. La gente ha bisogno di avere la dignità del lavoro, come dice la dottoressa del gruppo Energia, perché se il lavoro dà la possibilità di inserimento, di inserirsi a queste persone, non sono più a casa, hanno dei limiti, certamente, perché come nella nostra malattia abbiamo dei limiti di energia, però possono dare un beneficio al lavoro, una produzione. Quindi ci vuole una legge che possa adattare il lavoro e la scuola ai sintomi che ognuno di queste patologie può presentare, la nostra, quella di Lisa, quindi devono essere messi con un metro di valutazione. Allora, adesso vorrei cambiare anche argomento perché sono proprio in chiusura, ma devo dire assolutamente una cosa alla Silvia Arlanca, Presidente Dolomiti Energia, perché Presidente, io ho avuto ospite il professor Silvio Garattini dell'Istituto Mario Negri, il Presidente. Sa cosa ha detto? Ha detto che dobbiamo svegliarci noi donne perché prendiamo i farmaci testati sugli uomini. Ed è una cosa indecente, ma quando vi svegliate, mi ha chiesto il professor Garattini, avevo anche un'avvocata donna che è anche sindaco di un paese vicino che è rimasta esterrefatta e lui mi ha detto: ma volete svegliarvi e fare qualcosa? Ma lo sapete che prendete questi farmaci? Allora, Presidente Arlanca, visto che lei ha conosciuto queste top 100, riusciamo a capire che cosa prendiamo come farmaci noi donne, visto che il professor Garattini, perché io ho tutte le eccellenze che vengono, Presidente, qui a Sveglia Veneti, anche se qualcuno è invidioso glielo dico perché è vero, ho avuto anche il professor Gerosa col cuore artificiale, tantissime eccellenze. E sento questa cosa, questo uomo che dice a noi donne: svegliatevi perché i vostri farmaci sono testati quasi tutti sugli uomini. Poi ho chiesto anche a altri luminari e hanno detto sì, è vero, ma se non ce lo diceva il professor Garattini, io questa cosa proprio come me penso, tanti non la sapeva. Lei la sapeva, Presidente? Assolutamente no, quindi vuol dire che noi prendiamo dei farmaci che non sono adatti al nostro fisico. Bravissima. Non sono stati testati sulla donna, sul corpo femminile, ma sono stati testati sugli uomini. Vedi che anch'io le do qualche notizia che voi non sapete, anche se siete a livelli molto alti, ha capito? Ecco, allora se lei per cortesia, Presidente, siccome è una cosa che ci tengo tantissimo, perché voglio capire veramente cos'è questa storia, perché nessuno non ci ha mai detto niente e per fortuna che ho avuto ospite il professor Garattini, ma per ben 3 volte, me l'ha detto per ben 3 volte, svegliatevi e cercate di fare qualcosa, vuol dire che c'è qualcosa che dobbiamo fare prima che qualcuno ci impedisca di farlo e di sapere veramente cosa sta succedendo. Allora Presidente, io non la tiro per la giacca, ci mancherebbe, però volevo che lei la sapesse questa notizia, perché è una notizia che ha avuto riscontro, e la trovo talmente di uno squallore unico, nel vero senso della parola, perché non ce l'ha detto mai nessuno. Questa è una cosa veramente che è incredibile, e soprattutto il perché andiamo nella Luna e non riusciamo ancora a testare i farmaci sulle donne, non riesco a capirlo. Comunque ho voluto dirglielo, Presidente, perché ci tenevo proprio che lei lo sapesse. Allora, Presidente, prego, come ci saluta, Presidente? No, allora, innanzitutto i complimenti, perché effettivamente è una trasmissione frizzante che pone dei temi importanti, e quindi grazie dell'invito. E l'invito a tutte le donne a essere sorelle, questo è il mio invito, e quindi solidarietà, ma attenzione e apertura tra di noi, perché facendo rete tra sorelle sicuramente creiamo valore per noi innanzitutto e poi anche per chi ci sta attorno.
Allora io ringrazio la Presidente di Dolomiti Energia, Silvia Arlanc, di essere stata con noi. Grazie Presidente, veramente grazie e buon lavoro e soprattutto complimenti per come si è espressa in maniera molto semplice per far capire invece che ci sono donne che stanno cercando di far diventare sorelle altre donne e questo fa molto piacere e dobbiamo fare assolutamente squadra e rete, se no non ce la faremo mai. Grazie Presidente, buon lavoro da tutta Sveglia Veneti, grazie. Maria Pia, come ci saluti, cosa vuoi dire? Beh, ci saluti è una parola grande, noi ci vediamo spesso nelle prossime settimane perché abbiamo questo bel progetto di rete a Villa Margherita Treviso. Guardiamo anche le immagini, così vediamo anche le immagini di queste associazioni in Villa Margherita. Prego Maria Pia. Sì, in pratica è un progetto che mette in luce e dà voce a tutte le realtà che ci sono qua nel territorio. Questa è una cosa grande che ha preso in mano Mirella, è una cosa lodevole perché poi conosciamo tra di noi anche le realtà e sono tutti obiettivi che ci aiutano anche nel proprio obiettivo ad avere modo di proseguire e di avere anche la fiducia di andare avanti, perché a volte si è anche demoralizzati senza un risultato vero e proprio. Qui dobbiamo ringraziare anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, che ci dà la possibilità di usufruire di questa meravigliosa Villa Veneta, Villa Manfrin detta Margherita, perché anche la bellezza, l'arte, anche in situazioni molto delicate, quando si parla anche di temi di una sensibilità e una delicatezza incredibile, fanno piacere perché vuol dire rispetto alle persone e perciò diciamo veramente grazie al sindaco Mario Conte per questa sensibilità che ha avuto nel dare questa Villa Margherita a Mirella e a tutta la sua squadra per cercare di portare all'interno le delicatezze, le fragilità e le sensibilità del nostro territorio. Grazie, grazie anche a Maria Pia Cavalletta, grazie, grazie, pubblicità. La svolta è arrivata oggi. La notizia è che la pista di bob, slittino e skeleton per le Olimpiadi invernali 2026 sarà a Cortina, nonostante il parere contrario del CIO, sul quale anche il pressing delle federazioni internazionali avrà un certo peso. Dal prossimo 19 febbraio l'impresa Pizzarotti aprirà il cantiere a Ronco. Stamattina sarebbe stato sottoscritto il contratto con Simico, pur se nel sito del Ministero la procedura risulta ancora aperta e in aggiudicazione. In una nota diffusa all'ANSA si legge la soddisfazione del ministro Salvini e del ministro Abodi per la scelta che mette un punto fermo e attesta l'estrema determinazione di questo governo di concludere al meglio e in Italia tutte le opere in vista dei giochi. Ma è una lotta disperata contro il tempo che si accorcia terribilmente, non solo per costruire la nuova Eugenio Monti. Nelle stesse ore in cui Salvini gioiva dalla Camera di Commercio di Sondrio a margine di un'assemblea, il collega di partito e di governo Giancarlo Giorgetti ha affermato di essere quasi pentito di aver lavorato per ottenere le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. In men che non si dica, le sue parole hanno fatto il giro del paese e lo scompiglio servito su un piatto d'argento. Dal 2018 al 2024 sono passati diversi anni, ha detto Giorgetti, che ha proposto di mettere un bel tabellone elettronico all'ingresso della Valtellina che indica quanti giorni mancano per renderci conto del senso di urgenza necessario. Giorgetti, che nel carroccio è un pezzo da 90, poi corretto parzialmente il tiro sul pentimento, ma il senso della dichiarazione non è cambiata, bisogna correre di più e recuperare, ha detto il titolare dell'economia. Italia Viva e Verdi a sinistra sono andati a nozze, i primi sull'incapacità del governo di gestire un evento così importante, i secondi sui lavori per la pista definita una colata di cemento per accontentare la Lega. Forza Italia, al contrario, su X ha rivendicato il suo apporto fondamentale per sventare l'accordo sottobanco che avrebbe portato allo svolgimento delle gare a St. Moritz, con un avvertimento: continuiamo a vigilare. Allora io ringrazio intanto queste due ospiti che ho in presenza, tutte donne questa mattina. Abbiamo da Vicenza Cristina Guarda, consigliere regionale Europa Verde, e da Belluno Sara Bona, sindaco di Tambre, primo mandato civica. Grazie a queste ospiti, però devo dare assolutamente la parola a Maria da Bovolenta perché mi era caduta la linea e Maria ha diritto di parlare. Vai Maria! Ciao Mirella, Ciao. Scusa se avevo detto a regista, ecco,
Senti, intanto devo salutare le tuoi ospiti e anche le dottoresse di prima. Senti Mirella, io volevo dire che ieri sera ho guardato il dottor Bacialli, guarda, sono stata di stucco a bocca aperta. Quella notizia che ha dato in diretta della rapina lì a vicino Treviso. Ma io guarda, voglio fare le mie cose. Un abbraccio a quella ragazza che deve avere passato le pene dell'inferno, che per fortuna non è successo niente, guarda, io non lo so, insomma, sono preoccupato perché ho anch'io un figlio che lavora in centro a Padova su un grande supermercato e allora a sto punto ho detto, guarda Mirella, proprio non ne possiamo più, insomma, abbiamo la morte dietro alla schiena senza volere qua. Io guarda, gli do solidarietà a quella ragazza che è stata forte, poverina, veramente, a tutti quanti. Ogni modo Mirella ti saluto, buona giornata a te e salutami il dottor Baciali che lo vedi, che è un grandissimo. Va bene, Ciao, grazie Mirella. cara Maria, grazie Maria. Beh, non è successo proprio niente, no, perché sono entrati con i Kalashnikov all'interno di questo Marcon Center, proprio a Marcon vicino a Venezia, proprio niente, non è successo, guardate come siamo presi. Allora, saluto intanto Cristina Guarda. Allora, guarda, intanto grazie di essere qui. Allora, questa pista si farà a tutti i costi, non c'è nessun problema, hanno trovato soldi, hanno trovato tutto, i tempi saranno rispettati. Cosa ci racconta? Il CEO è arrabbiato, ma io vorrei leggere anche queste parole del Premier Salvini. Le dico cosa ha detto: se il CEO è perplesso gli passeranno le perplessità, il vice premier, no il premier, se il CEO è perplesso gli passeranno le perplessità, ha detto ieri. Finalmente è stata giudicata la gara senza costi aggiuntivi, abbiamo avuto le Olimpiadi come Milano-Cortina, quindi le Olimpiadi saranno soprattutto fra Milano e Cortina e per questo lavoriamo, ci saranno miliardi di telespettatori collegati e milioni di turisti in Italia, quindi il mio dovere è mantenere tutti gli impegni presi. Allora, se il CEO è perplesso gli passeranno le perplessità. Lei come ce la racconta, Cristina Guarda, che ha veramente fatto questo percorso dall'inizio alla fine, poi vedremo. Ecco, com'è la situazione? Perché tra leggere e il fare c'è di mezzo il mare. Sentiamo com'è la situazione. Prego. Allora, intanto ti ringrazio Mirella di dar voce a questa battaglia, perché è facile dire faremo, lavoreremo, eccetera, quando lo si fa con i soldi dei cittadini, perché si parla di 120 milioni che verranno spesi per quest'opera. 120 milioni in un'epoca di crisi, come dice il presidente Zaia, invita tutti a fare sacrifici, ma 120 milioni per la sua pista da bob io non li voglio spendere per una pista, li voglio spendere per dare servizi ai cittadini. L'ULSS di Belluno, visto che parliamo del bellunese, ha chiuso nel 2022 con un saldo negativo di 6 milioni, per cui è inaccettabile per me ed è diventata una battaglia etico-politica richiedere che i soldi pubblici in un'epoca di emergenza così, dove si dice dappertutto non ci sono i soldi per assistere i malati, non ci sono i soldi per assistere le famiglie delle persone che hanno perso magari un parente per esempio sul lavoro, non ci sono soldi per fare niente, ma ci sono soldi per fare 120 milioni di pista da bob. Questo, attenzione, sapendo perfettamente che tutte le federazioni di bob, skeleton e slittino, che sono i 3 sport che verranno praticati su una pista di questo tipo, hanno detto non vogliamo una nuova pista a livello mondiale. Perché la regione del Veneto, sai, questo ve la devo raccontare Mirella, nel 2020 il presidente Zaia ha ricevuto una lettera da parte del CIO. Una lettera che il CIO è il Comitato Olimpico Internazionale, è quello che si preoccupa di affidare e di gestire, diciamo, la parte di affidamento delle Olimpiadi, di mettere insieme i paesi. Il CIO ha scritto al presidente Zaia dicendo: guardi Presidente, lei vorrà fare la sua pista, ma noi non siamo d'accordo e non siamo stati d'accordo fin dal principio. La costruzione di una nuova pista o il rifacimento di una pista inutilizzata per noi è inopportuno. Perché? Perché tutti gli esempi internazionali ci parlano di piste che verranno abbandonate o comunque costeranno all'anno tra i $700.000 e i 2-3 milioni di dollari all'anno per essere mantenute. E allora io mi chiedo, quale buon imprenditore o quale buon padre di famiglia o madre di famiglia investirebbe
una quota consistente del proprio capitale, delle proprie risorse per un investimento a perdere, per 50 atleti in Italia, per uno sport di cui addirittura le stesse federazioni che se ne occupano dicono non fatelo. Ecco, per me questa è diventata una battaglia etico-politica. Perché? Perché è da 4 anni che la seguo. Da quando mi sono resa conto che la Regione del Veneto, quando ne era responsabile, ha atteso 3 anni e mezzo prima di fare le prime valutazioni tecniche per il progetto. E da quando mi sono resa conto che la Regione del Veneto, il presidente Zaia, stavano nascondendo le comunicazioni intercorse con il CIO senza mettere in trasparenza le problematiche e senza nemmeno condividere con i cittadini informazioni. Perché se i cittadini, veneti, italiani, ma ampezzani anzitutto, sanno qualcosa, è soltanto grazie al lavoro che con il Comitato Civico di Cortina, che so che è stato ospite qua più volte, insieme con altre associazioni, insieme con Italia Nostra, insieme anche con me, abbiamo fatto un'operazione di verità e questo non è corretto. Allora saluto anche Sara Bona, sindaco di Tambre, primo mandato civica, ecco, problemi di sindaci enormi, grandissimi, siete in prima linea, dovete rispondere alle tante domande di quei cittadini che non trovano risposta. Come commenta sindaca Bona? Beh, allora intanto buongiorno, grazie dell'invito, ci vediamo spesso e mi fa piacere. Volevo intanto aggiungere una nota, se posso, rispetto a questa questione della pista di Cortina. Ovviamente sarebbe più corretto che ne parlasse il sindaco collega Lorenzi. L'abbiamo invitato, non si preoccupi, ha già parlato, aveva detto anche che non c'era un problema di trovare i fondi per il mantenimento della pista, tanto è vero che io ho detto veniamo tutti a abitare a Cortina perché è il primo sindaco che sento che non ha bisogno di soldi e che i soldi li trova. Poi non so, ha cambiato idea, ma qui davanti alle telecamere ha detto così. Prego Bona. Sì, quello che volevo dire è questo. Io l'ho incontrato qualche giorno fa, il collega Lorenzi, ci siamo scambiati 2 battute proprio su questo. Quello che io vorrei mettere all'attenzione è la preoccupazione di un sindaco nel momento in cui la sua città viene investita di questo ruolo di ospitare parte della competizione olimpica. Voi dovete provare a mettervi ogni tanto nel ruolo di questi amministratori che devono dare tante risposte e molto spesso di fronte a questioni che sono enormi. In questo caso è coinvolta giustamente sia la regione che lo Stato. Però voi sapete che sono i sindaci che parlano con i cittadini, per cui molto spesso è difficile riuscire a raccontare tutto il percorso che diceva anche Cristina Guarda di avvicinamento, di quello che succede di fronte a queste grandi opere. Io invito solo a una riflessione. Le Olimpiadi di Cortina in questo momento hanno dato modo alla provincia di Belluno di intervenire su alcuni snodi della viabilità che sono un dramma per noi da decenni e che creano ulteriore, se vogliamo, inquinamento proprio perché hanno rappresentato per tanto tempo dei colli di bottiglia del traffico turistico che arriva in provincia di Belluno. Un traffico turistico che, ve lo devo dire con sincerità, molto spesso usa questi territori di montagna non per restarci, portare un effettivo beneficio economico, ma per venire in giornata andata e ritorno con lo zaino sulle spalle, con il cibo dentro, non ci si ferma nemmeno a bere un caffè e ci si offende pure se qualche volta si trovano i parcheggi a pagamento in montagna, no? Perché c'è ancora purtroppo molto resistente questa idea che la montagna deve essere gratuita e che io ci posso venire andare in giornata senza lasciare nemmeno un euro. Allora ragioniamo anche su questo discorso. Nel senso che il turismo da noi è utile, è essenziale, è fondamentale, ma molto spesso è un turismo della pianura, delle città, che rispetta poco la vita quotidiana di chi vive in montagna. Io anche questo aspetto vorrei mettere sul piatto mentre ragioniamo di rispetto dell'ambiente, tutela dell'ambiente, spesa pubblica sui cittadini. Questo mi interessa molto. Sentiamo come commenta Cristina Guarda. Prego, Guarda. Io sono perfettamente d'accordo con la sindaca e la ringrazio di aver posto questa questione perché la responsabilità è comune. Se non sta bene la montagna, non sta bene la pianura, non sta bene la valle. Di conseguenza io sono pienamente d'accordo sulla necessità di informare e di fare davvero un'opera educativa, non soltanto sui bambini come spesso si dice, ma bisogna educare gli adulti a essere responsabili nel momento in cui si approccia un territorio non proprio. La montagna è in particolar modo una destinazione che al momento, anche in questi giorni ho denunciato, rischia di diventare davvero una sorta di turismo mordi e selfie. Io ne ho parlato in questi termini in maniera un po' ironica, però
dà l'immagine della gravità, della superficialità con cui si approccia alla montagna e comunque a tutti i luoghi che al momento sono vittime dell'overtourism, sono in difficoltà a causa dell'aumento importantissimo del turismo e la sovrappresenza turistica. Quindi io se posso sostenere questo percorso lo sto facendo proponendo percorsi educativi. L'ho fatto col piano faunistico venatorio per cercare di individuare all'interno della regione dei percorsi educativi di informazione per evitare il disturbo antropico alla montagna, per evitare di creare disagi da un punto di vista operativo quando si va in bicicletta, ad esempio, quando si fanno trekking, quando si fanno attività all'interno del territorio naturale. Lo si deve fare prendendosi però la responsabilità anche di interagire con le comunità e di rispettare le tradizioni e le gestioni delle comunità. Quindi su questo non c'è assolutamente dubbio. Ferma un momento, guarda, perché abbiamo Gianfranco Valeri da Cesalto, se no mi cade la linea. Vai Gianfranco, poi continueremo, vai. Sì, buongiorno signora. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno signor Sindaco e buongiorno alla consigliera regionale. Ecco, Mirella, sono un po' addolorato, sa perché? Perché ti stanno smontando un po' la riforma che abbiamo fatto con Mariotto Segni, quelli che una volta i sindaci erano eletti dalle segreterie e cambiavano sindaci in continuazione, erano in balia delle segreterie. Poi siamo arrivati al dunque che abbiamo messo una legge elettorale buona, che i sindaci sono eletti del popolo, ma adesso vogliono fare i piccoli podestà. E dicono ma meglio il terzo, il quarto, il quinto mandato, le regioni il quinto, il sesto, terzo, litigano per queste cose. Quindi secondo me, guardi, qui abbiamo un sindaco davanti. Se il sindaco di Camber fa il sindaco per 10 anni, stia attenta a Mira, per 10 anni, e non è in grado lei di crearsi un sostituto, vuol dire che quel sindaco ha fallito, secondo me. E così è il Presidente della Regione, e così è il Presidente. E tutti stanno smontando una legge voluta da Mariotto Segni e noi raccogliere firme come fatti e qui stanno instaurando il podestà. Ecco, volevo il suo parere, buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie, allora sentiamo come risponde il sindaco, la sindaca Bona e poi sentiamo anche Cristina Guarda. Allora sindaca, 10 anni le bastano, troverà un sostituto oppure vuole ricandidarsi? Prego. Allora, la tematica che ha proposto il nostro ascoltatore è assolutamente intelligente, nel senso è stata portata come un grande successo il fatto di avere un mandato, soprattutto nei piccoli comuni come il mio, sotto i 3.000 abitanti, un mandato illimitato. Questa qui è un'arma a doppio taglio, nel senso che se non troviamo più persone disposte a impegnarsi per il proprio territorio e il sindaco attualmente in carica, non parlo nel mio caso ma parlo nel caso di tutti i colleghi, deve rimanere a vita a fare questo impegno perché non si trova nessun altro, è drammatico, è un impoverimento del territorio incredibile. Per cui questo è un aspetto non positivo di questa legge. La legge è stata fatta perché purtroppo la disaffezione verso il lavoro comune, il lavoro per gli altri, la responsabilità, l'impegno, il sacrificio che ha richiesto ai sindaci è diventato un po' difficile per le persone da avvicinare. Per cui in molti paesi, soprattutto quelli piccoli, non si trovano più persone disposte a candidarsi. Ma questo da cosa deriva? Deriva da un aumento del carico burocratico, delle responsabilità e dall'altra parte la riduzione dei mezzi con i quali noi sindaci possiamo lavorare, per cui è ovvio che non si trova più nessuno disposto a lavorare in queste condizioni. Per cui facciamo bene attenzione a dire i sindaci vogliono fare i podestà, vogliono rimanere lì. I sindaci in qualche modo stanno cercando di affrontare delle sfide a volte molto pesanti e molto più grandi di quelle che sono le loro possibilità, soprattutto per la mancanza di personale negli uffici, per l'aumento, dicevo, della burocrazia e di questi sistemi che anziché venirci incontro ci soffocano. Vi faccio un caso di questi giorni. La digitalizzazione della pubblica amministrazione prevede che per gli appalti, tutti gli appalti, dall'acquisto di 300 euro di carburante fino a un progetto di 5 milioni di euro, abbiano gli stessi iter procedurali. Non va bene, nel senso che io per acquistare 300 euro di carburante, se sono un piccolo comune, ho bisogno di un iter snello, invece i portali non funzionano, i miei dipendenti ci mettono 4 ore per prendere un codice. Provate a immaginare il rallentamento di tutta l'attività, soprattutto per i piccoli comuni dove personale non ce n'è. Molto chiara, la ringrazio.
Sindaca, però sa, ci sono sindaci e sindaci e sindaca, e le posso assicurare che ci sono anche quelli che resterebbero per tutta la vita come i senatori se potessero. Qui si tratta di persone, capire ecco, dove vuole arrivare qualcuno, se vuole fare il sindaco per un bene comune per la comunità o se è in carriera politica, che è tutta un'altra cosa. Purtroppo ci sono varie sfumature di grigio, diciamo così. Abbiamo Sebastiano da Abano, vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, buongiorno. Lei e ospite. Buongiorno. Io do ragione alla signora, alla sindaca, all'altra ospite, dove dice che fare l'AIC non ha senso, perché anche io ho visto un servizio alle Iene che questo fatto viene 120 milioni per usarlo poco e niente. Cioè noi ci stanno bombardando che dobbiamo avere le case in grid, le macchine in grill per non guidare, e poi questi vogliono fare tutto cemento a Cortina, tutto cemento, che poi alla Cina c'è questa pizza, cioè, e la Cina gli ha detto, dice venite da noi per qualche periodo dei mondiali là e fate tutto qua in Cina. No, l'Italia non si è fissata che dobbiamo incementare, ormai di terra non ce n'è più, ormai tra 2 giorni mangeremo soltanto cemento, poveri di cemento. Per questo vogliono fare che ci vogliono dare la farina dei vermi. Perché? Perché stanno incementando dappertutto. Ormai io, guardi, ha 22 anni che sono qua in Veneto, da 22 anni a questa parte ho visto parecchio cemento che stanno buttando. Ormai gli alberi li stanno buttando tutto, ormai rimarrà soltanto cemento dappertutto. E io dico, vedo in giro che costruiscono case di 300-400 mila euro appartamenti, ma la gente ha tutti questi soldi per andare a buttare 300-400 mila euro su un appartamento? Cioè se io avevo 400 mila euro, sono le vecchie 800 milioni di vecchie lire, me ne andai a comprare una casa, un appartamento, 400 mila euro, una casa per andare a stare in un appartamento, ma preferisco comprarmi una casa singola con un pezzo di terreno e me la faccio io come dico io con 400 mila euro. Ma intanto stanno spuntando come i funghi, stanno spuntando case e centri commerciali, e nel frattempo tutti i negozi, piccole attività sono andati in malora. La ringrazio signora Mirella e buongiorno. Grazie a te Sebastiano. Allora sentiamo, intanto si chiama Cristina Guarda ed è consigliere regionale Europa Verde. Ecco, imparate bene i nomi, i cognomi e anche chi sono, perché è molto importante. La Mirella vi dice sempre ascoltate bene. Allora Cristina Guarda, ecco, come commenta le parole della sindaca Bona, ma soprattutto quello che veramente noi non sappiamo e che vorremmo invece sapere, perché alla fine lo Stato siamo noi e siamo noi che paghiamo. E la trasparenza dov'è? Se non ce l'avete voi in Consiglio regionale, pensate noi a casa che trasparenza abbiamo nel sapere le cose. Prego Cristina Guarda. Io concordo con quanto detto dalla sindaca rispetto al peso che gli amministratori locali, specie dei comuni più piccoli, hanno. Non per niente, dopo anche due mandati, quindi 10 anni, raramente trovo dei sindaci che, come dire, non si dicono stanchi, non si dicono appesantiti e carichi. Questa è la situazione, specie appunto, ribadisco, dei comuni più piccoli, dove molto spesso sindaco e assessori si sostituiscono anche alla carenza del personale. Ferma Cristina Guarda, però abbiamo i presidenti di regione che non si chiamano governatori ma si chiamano presidenti. Sarebbe anche giusto chiamare quei loro nomi, non ho capito perché governatori, però sono tutti d'accordo, De Luca, Bonaccini, tutti quanti da fare il terzo o quarto mandato per qualcuno. Allora com'è la storia? Sì, su questo mi permetto di fare un accenno. Il problema di quando una persona, e questo accade sia nei comuni piccoli dove c'è magari anche un rapporto molto più diretto e alle volte rischia di diventare anche un pochino clientelare, lo si vede in alcuni comuni dove anche risiedo io, attorno a dove risiedo io, ma anche a livello regionale c'è un problema di fondo, cioè il limite dei mandati è stato dato per un semplice motivo: cercare di fare in modo che i centri di potere non si polarizzino e non si concentrino su una persona che poi, se continua all'interno dello stesso ruolo, rischia di perdere
la bussola del bene comune, cioè molto spesso quello che osservo è che si inizia con tantissimi buoni propositi e una grandissima disponibilità al bene comune, ma per strada si rischia di perdersi, e il limite dei 2 mandati è dato anche per questo, per evitare che i centri di potere si focalizzino attorno a dei gruppi, attorno a singole persone. Quindi per questo il ricambio generazionale lo ritengo molto importante. Poi nulla vieta a un consigliere regionale che ha fatto 2 mandati, a un presidente di regione, di dare un contributo in altre maniere all'interno del proprio partito, ad esempio all'interno di altri ruoli in cui possono dare consigli e possono aiutare alla crescita delle nuove generazioni di politici. Però c'è bisogno, siccome io credo sempre che la politica sia un percorso, una parte del percorso della propria vita, ritengo che a un certo punto una persona debba staccarsene e debba dare un contributo in un'altra maniera. Detto questo, sulla questione, mi preme ritornare su una questione riguardo la pista da bob. Nulla vieta di continuare i progetti di viabilità, quelli che servono per davvero per la provincia di Belluno, e li ritengo altrettanto importanti. Tuttavia, ribadisco, cominciamo a capire quali sono le nostre priorità. 120 milioni sono tanti. 120 milioni sono i soldi che sono stati dati a tutte le scuole del Veneto attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tutte le scuole del Veneto hanno ricevuto un totale di 120 milioni. Per questo io dico, non è soltanto la questione del cemento. Io sono ecologista, per cui per me sì, qualsiasi colata di cemento è un problema. Ma non è soltanto la questione del taglio degli alberi, è la questione della gestione delle risorse naturali. Ogni anno questa pista richiederà 22 milioni di litri di acqua potabile, e il gestore delle acque, insieme con la provincia, ci hanno detto: guardate che questo è un problema. 22 milioni di litri equivale al consumo di un anno di una cittadina di piccole dimensioni. Non è se banale. ci dicono che dobbiamo, io ho avuto anche il presidente Bet, che bisogna tutti risparmiare acqua. Allora com'è la storia? Visto che ci dicono tutti che dobbiamo lavarci una volta alla settimana fra poco, di non lasciare aperti i rubinetti, di non annaffiare i fiori, io ho risposto: però si fanno gli attici con la piscina e poi si fanno le vasche da bagno che sono le piscine, e poi diciamo alla pensionata non dare da bere all'orto perché consumi troppa acqua, perché bisogna dire anche le cose come stanno, che a pagare sono sempre i più piccoli, i più fragili. Prego, guarda. Ci sono 3 livelli di azione nell'ambito della tutela delle risorse naturali. Uno è la scelta personale individuale, che conta sempre, ma non vale nulla se non c'è una scelta collettiva e una scelta istituzionale, cioè della politica, delle istituzioni, che va di conseguenza. Perché è inutile che io chiuda il mio rubinetto se poi dopodiché le istituzioni non accompagnano le imprese e non obbligano le imprese, per esempio, a riciclare le proprie acque. Nel mio paese, io abito a Lonigo, è una città di 15.000 abitanti, ci sono 2 concerie che all'anno prelevano l'acqua dalla falda tanto quanto viene consumata all'anno da tutta la comunità di Lonigo, per cui 15.000 abitanti valgono 2 concerie o viceversa, per cui capiamoci, cominciamo a dirci quali sono delle priorità. Noi ci facciamo la nostra parte, è importante fare la nostra parte, ma non possiamo pensare di starci delle scelte politiche. Delle scelte politiche devono essere conseguenti. In questi anni ho visto sempre bocciata la mia proposta di stanziare un piccolo fondo per cominciare a sostenere le imprese che fanno ciclo chiuso, cioè che riutilizzano le acque nel proprio processo produttivo. Ci sono addirittura, ho visitato un birrificio artigianale vicentino che ha già fatto questa scelta e ha ridotto del 30% il consumo di acqua, e potrebbe fare ancora di più se potesse avere magari un piccolo aiuto, perché comunque sono impianti che in alcuni casi possono essere costosi, potrebbe arrivare a risparmiare il 70% di acqua. Quindi abbiamo delle possibilità, delle strategie, però ecco, bisogna ognuno metterci la propria parte. La prima cosa da fare è cominciare a tagliare le opere che sono energivore, cioè consumano tanta energia, come quella della pista da bob per esempio, e le opere anche che consumano tanta acqua, e questo può essere uno degli esempi. Allora Cristina, guarda, il problema è anche che io ho la fortuna di avere ospiti delle eccellenze, delle persone veramente competenti in materia, e dalla presidente degli urbanisti, una delle più grandi, la professoressa Mazzoleni, a altri professori all'Università di Padova che si occupano proprio di ambiente, tutti, ripeto tutti, ma persone competenti, non per sentito dire o perché, hanno bocciato la pista da bob.
tutti, e vi dico a livelli altissimi. Allora c'è qualcosa che no, non gliene frega assolutamente niente, perché loro continuano, hanno deciso che questa pista si farà. Abbiamo sentito anche le lobby sono a favore, sfido io che sono a favore, ci mancherebbe altro, però alla fine che pagherà sarà il popolo italiano, perché lo Stato siamo noi e sono soldi pubblici, ripeto, sono soldi pubblici. Quando sentite costi zero, no, non è niente vero, perché e l'ha ripetuto Cristina Guarda, che penso consigliere regionale che ne sa qualcosa anche a livello economico, più magari anche di qualche professore, e loro tecnicamente dicono no, non è possibile farlo in quel luogo perché è una perla talmente fragile e delicata. Dall'altra parte però ci dicono sì, la fanno, anche se qualcuno ha detto di no, perché tanto i soldi loro li trovano, ma sono i soldi nostri. Tanto perché dovete capire bene come è la storia. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Mirella, grazie. Ciao Vladimiro. Dell'opportunità. Volevo fare una domanda, ragionamento, se sempre che riesca a ragionare, alla consigliera Guarda, Cristina Guarda. Lagarde, no? Ma si guarda, sto scherzando. Allora, mi sono nato in Polesine, vicinissimo al delta del Po, e fin da piccolo ho percepito, ho capito l'importanza dell'ambiente, la sua delicatezza e fragilità. Quindi non ho alcun problema a accettare il discorso che bisogna salvaguardare al massimo possibile l'ambiente. Però mi intendo dell'acqua, cioè l'acqua stagnante, l'acqua che scorre piano, non ho capito quasi nulla di montagna. 2. La mia formazione politica fin da sempre è a base sociale, la società prima di tutto. Quindi chiaramente se uno dice i soldi si spende prima per l'individuo, per il sociale e dopo per il resto, sono d'accordissimo. Però questo non basta. Allora, quando che sta a provare il discorso delle Olimpiadi Milano-Cortina, in televisione alla 7, gli ha chiesto a un giornalista del Fatto Quotidiano, Caporale, no, lei cosa pensa del fatto che Lombardia e Veneto hanno vinto, hanno avuto attribuito le Olimpiadi? Caporale ha detto che del sud, pare che sia di Apulia, sono scontento perché questo fa aumentare la distanza tra il nord e il sud. Mica sono rimasto. Ma allora, secondo te, Caporale, per ridurre la distanza bisogna che il nord resta fermo? E sta smentito dopo una settimana da un esponente nazionale di 5 Stelle di Napoli che ha annunciato che a Napoli si sarebbero fatti i giochi del Mediterraneo che resta porta via la Turchia. Ho detto, questo è un modo da ragionare come criterio, ovviamente se va anche a vedere nei dettagli, no? Ecco, quando che mi ho sentito parlare tante persone diverse, invitate anche a tua trasmissione ma anche in altri luoghi, la gente che è contraria al bob a Cortina per esempio al discorso delle baite chi vuole fare veloce Vladimiro, se no perdi troppo tempo, veloce. Perfetto, no, allora arrivo al dunque, no? Cioè, ho sentito tante persone che non è contrarie al bob solo per il discorso o quasi assolutamente per il discorso economico, ma perché dice che il bob a Cortina non deve essere. Ho visto in televisione il servizio della Guardia che andà dall'altra parte delle Alpi a dire ma qua che c'è già un impianto che funziona bene, che porta benessere, eccetera, eccetera. E mi sono chiesto, come che ho fatto col giornalista del Fatto Quotidiano, ma com'è possibile che di là delle Alpi l'impianto da bob è una cosa fatta bene, giusta, che porta benessere, via parlando, ed è qua delle Alpi non si può fare. Ma perché non hai ascoltato la professoressa Mazzoleni, chiudo io, perché Cortina, la perla dove vogliono farla è fragilissima, non è come il Piemonte o la Val d'Aosta, sono realtà diverse, dovete ascoltare se seguite le trasmissioni cosa dicono gli esperti, non è che si possa fare tutto dappertutto, così ha detto la professoressa Mazzoleni che è un'esperta di urbanistica e penso che qualcosa ne sappia. Grazie Vladimiro. Allora Sindaca Bona, come commenta, poi sentiamo anche Cristina Guarda, vedremo anche il servizio, ecco questi cittadini che sono un po' sballottati di chi ha ragione, chi ha torto, ma ho sentito, ma ho visto, prego. Allora, una riflessione, stiamo parlando dei 120 milioni della pista di bob di Cortina. So che detti così sembra una cifra mostruosa.
Il ragionamento che voglio portarvi a fare però è questo. Adesso l'attenzione è tutta focalizzata su Cortina, perché chiaramente siamo al centro di questa grande attenzione sui Giochi Olimpici. Io però vi invito a cercare di fare questa riflessione. La pista va sicuramente pensata nella maniera migliore, forse era da capire se andava o non andava fatta, eccetera. Però attenzione a dire che nella montagna gli investimenti vengono fatti in maniera sbagliata. Io vorrei vedere oggi quanti investimenti in opere pubbliche utili, forse non lo so, non del tutto utili, o quanto spreco di denaro pubblico viene fatto in località della pianura o della città veneta. Mi interessa molto questo fatto, perché qui si punta il dito contro la montagna e le scelte che stanno venendo fatte per la montagna. Però attenzione, perché non possiamo sempre dire di no alle cose che vanno fatte in montagna. Qualcuno dice mai di no alle cose fatte nelle città, e quanti soldi vengono spesi nelle città e quanta attenzione viene data alle questioni ambientali nelle città. Guardate che noi montanari, e io sono una montanara e una ruralpina, il risparmio lo facciamo quotidianamente. L'acqua esce dalle sorgenti nostre e va verso la pianura ad alimentare consorzi di bonifica e tutto questo. Fate bene attenzione che il risparmio noi lo conosciamo da generazioni. Per cui chiedere il sacrificio sempre alla montagna di rinunciare a qualcosa, vabbè, in questo caso la pista di bob può avere molti aspetti da sondare ed è giusto farlo, ma mi raccomando nel fare attenzione a chiedere sempre il sacrificio alla montagna, mentre la pianura deve avere tutti i comfort e tutte le strutture anche sportive disponibili per i propri cittadini. Guardate che noi qui siamo già in difficoltà, perché se la montagna si spopola è anche perché ci mancano strutture per far lavorare i ragazzi, per tenerli insieme, per far restare le famiglie. Attenzione sempre a dire no alla montagna e sì a tutti gli altri. Cristina Guarda, prego. Io ritengo che nessuno abbia detto che la montagna spreca soldi, nessuno abbia dato colpa ai bellunesi e ai cittadini delle comunità montane rispetto alle scelte sulle Olimpiadi, tanto che, ribadisco, nessuno è stato coinvolto realmente prima dei cittadini di quei territori nella scelta per le Olimpiadi. È stata una scelta che è stata centralizzata a Venezia in rapporto con Milano. Noi stiamo dicendo semplicemente che se devono essere spesi 120 milioni di soldi pubblici per qualcosa, per delle infrastrutture, noi vorremmo che venissero spesi per il trasporto pubblico nel territorio bellunese. Noi vorremmo che fossero spesi per garantire, per esempio, le vecchie promesse fatte ai cittadini di Cortina, avere una piscina. No? Era una vecchia promessa, doveva essere una contropartita dei mondiali del 2021 e poi il commissario se n'è andato e nessuno ha più saputo niente. Chiediamo che vengano spesi per fare opere che rimettano in sesto degli edifici, per esempio, smessi all'interno dei comuni del Bellunese, che possono servire per creare cooperative di comunità, opportunità di lavoro. Magari collegamenti anche ferroviari, aggiungo io, visto che ho sentito alcuni sindaci che ancora non ci sono. Ho pensato appunto al trasporto pubblico locale per questo e allora di fronte a questo il principio è: che cosa porta una pista da bob quando, riprendendo Vladimiro che molto spesso telefona quando ci sono io e lo ringrazio perché dà dei buoni spunti, Vladimiro ci ha detto: com'è possibile che dall'altra parte delle Alpi a Innsbruck ci sia una pista da bob funzionante che è di successo? Attenzione, non passiamo un messaggio che non è corretto. La pista di Innsbruck è in perdita. La pista di Innsbruck ce l'ha detto il sindaco, l'ha detto a noi il sindaco e l'ha detto anche il direttore della pista che abbiamo incontrato a Cortina e a Bolzano. E ci hanno raccontato, la perdita è di 700, 800, 900 mila euro all'anno, dipende dagli anni. La perdita è costante e loro stanno investendo nella pista da bob per tenere in vita una pista che se no appunto anche loro chiuderebbero, rinunciando però ad investire su altre attività sportive, su altre iniziative un po' più pop, un po' più popolari, no? E gli ultimi mondiali che sono stati fatti proprio nella pista di bob di Innsbruck non hanno portato nessun turista. Ci sono articoli austriaci e non soltanto europei che parlano di una città praticamente fantasma
che non ha ospitato turisti, non ha avuto televisioni a seguito, in cui addirittura la squadra italiana era composta da solo una persona, per dire un numero. E di conseguenza il problema è che le Olimpiadi invernali hanno un problema strutturale, cioè sono le Olimpiadi più costose e le Olimpiadi che di fronte a una crisi climatica che sta mettendo in difficoltà anzitutto la montagna, e per questo serve alla montagna un investimento strutturale per garantire la sua sicurezza. Ecco, le Olimpiadi dovrebbero essere ripensate. Ferma, perché abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, ciao ai tuoi ospiti. Niente, un mio pensiero. Allora, vediamo che alle domeniche o nei periodi dove vanno a sciare arrivano sul Fadalto, finisce la A27 e inizia l'imbottigliamento delle macchine, che ci vogliono 3-4 ore per arrivare al posto per sciare. Non dovrebbero aver avuto, non so, quei soldi invece di spenderlo per la pista di bob. Allargare le strade, fare le strade più scorrevoli. Anche avevano detto che dovevano essere Venezia-Monaco con l'autostrada. Si è bloccata sul Fadalto, non so. Prima di spendere i soldi bisogna ragionarci bene, che sono soldi nostri. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia. Allora, Sindaco Bona, lei ha detto sono una montanara. Gli esperti che ho avuto mi hanno detto che le montagne respirano, camminano, vivono. Ma se la montagna si arrabbia, Sindaca, e succede quello che nessuno può immaginare possa succedere, perché vediamo le frane, ne abbiamo visto anche poco tempo fa e non sono frane da poco, magari su strade anche trafficate. Come la mettiamo? Chi è che si prende poi la responsabilità? O si continuerà a passare il cerino e nessuno magari risponderà, come al solito che succede qua in Italia, tante commissioni alla fine? Perché a detta degli esperti bisogna stare molto attenti, perché viviamo in una zona fragilissima, ma molto molto fragile. Cioè questo è tenuto in considerazione quando si pensano a queste grandi opere. Voi siete stati invitati a questi tavoli, come diceva Cristina Guarda, prima di prendere queste decisioni, visto che voi conoscete bene il territorio e ogni territorio è a sé, come ha spiegato l'urbanista, perché ci sono zone e zone. Ecco, lei cosa si sente di dire, Sindaco? Facciamo anche i vari piano A, piano B, piano C. Metti caso che succeda qualcosa. Chi è che paga le conseguenze? Voi sindaci? Che se magari siete su quel comune? Perché siete voi responsabili della salute dei cittadini o sbaglio? Noi siamo responsabili della salute dei cittadini, della protezione civile, per cui nel caso di disastri e calamità naturali sicuramente siamo chiamati a rispondere di quello che è stato fatto sul nostro territorio o di quello che non è stato fatto per vari motivi che vi dicevo prima. Volevo solo fare una nota a quello che ha detto l'ultima ascoltatrice che è intervenuta. La Nadia. Quando la Nadia dice sul Fadalto si crea un imbuto del traffico regionale, sarebbe bello, e qui prendo una riflessione del collega sindaco di Cibiana che ci siamo scambiati poche settimane fa, sarebbe bello osservare che dentro queste macchine c'è una persona per macchina. Bravissima. E questo perché? Perché non si è disposti ad organizzarsi, ad utilizzare il trasporto pubblico. Vogliamo arrivare all'ora che vogliamo partire quando vogliamo. Quando il turista dalla pianura parte per venire in montagna, vuole comunque avere la sua comodità, la sua indipendenza, non vuole usare i mezzi pubblici perché il Covid ci ha lasciato degli strascichi, delle paure, eccetera. Ci sono centinaia di migliaia di macchine con una persona a bordo. Per cui a me piace il rispetto dell'ambiente, ma mi piacerebbe che tutti lo facessero. Bravissimo. Nel senso che si deve affrontare la montagna in un altro modo. Non si può dire... Scusa, è vero Sindaca, no è vero questo, poi sentiamo anche Guarda. Ma le sembra che culturalmente siamo stati preparati a questo? No, ma le sembra che culturalmente... Parliamo di opere pubbliche, parliamo di mezzi di trasporto, parliamo di infrastrutture, ma le sembra che abbiano fatto questo per aiutarci a capire che forse la macchina dovremmo lasciarla a casa? Le sembra che da bambini riusciamo a far capire questo anche nelle scuole?
Cioè, perché è facile dire tutti prendono la macchina, ma vediamo i grandi politici, i grandi senatori onorevoli quando vengono a fare i comizi, che addirittura quando c'è la coda con la paletta fuori, lei sorride, mi viene da piangere perché funziona così, perché per loro le strade non esistono le code, non esistono niente. Culturalmente, se noi iniziamo dai bambini a scuola a iniziare a fare formazione e cultura anche nel modo di spostarsi, ma le sembra che abbiamo un modo di spostarsi al giorno d'oggi che ci renda utile la vita? La Nadia che ha telefonato prima non ha neppure l'autobus che passa vicino a casa, non ha neppure l'autobus, sindaca, e stiamo parlando di Treviso. Ecco, se vuole uscire deve prendere la macchina, no, per farle capire come funzionano le cose. Prego Cristina, guarda. Io sono convintissima della responsabilità di cui parlava la sindaca, cioè bisogna che personalmente cominciamo a capire i modi alternativi per muoverci. C'è una questione però, deve essere reso socialmente desiderabile, come si suol dire, cioè deve essere accessibile, deve essere percorribile questa strada per i cittadini. Se per esempio nel Bellunese un giorno sono state cancellate 50 corse perché manca il trasporto, ci sono problemi di organizzazione del sistema del trasporto pubblico, è vero che magari al cittadino passa la voglia di utilizzarlo. Lo stesso vale per la pianura, noi abbiamo delle zone tra Verona, nel Basso Veronese, nel Basso Vicentino eccetera, dove per arrivare a scuola i ragazzi si svegliano alle 4 di mattina, quindi bisogna renderlo socialmente desiderabile. La seconda cosa è questa. Esempio, in alcune città d'Europa stanno mettendo dei pedaggi per chi entra all'interno delle città, in modo tale da cercare di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, dato che c'è, però attenzione, dato che il collegamento c'è. E tanto più paghi, tanto più è inquinante la tua macchina. Quindi quindi un SUV per esempio, una macchina di grandi dimensioni, molto costosa e che consuma tantissimo, pagherebbe di più in questi casi. Attenzione quindi, secondo me c'è bisogno di fare una doppia azione, visto che a livello culturale non riusciamo a far superare la soglia dei 700 metri di media di utilizzo di auto, okay? Perché la media è questa qui, 700 metri, un viaggio di 700 metri, ecco, dobbiamo cominciare a dirci che investiamo nell'ambito del trasporto pubblico per davvero. Nel 2022 sono stati in bilancio regionale, i fondi della regione erano 5 milioni per il trasporto pubblico locale, 200 milioni per le strade. Questo nel 2023, chiedo scusa, il 2024 è un pochino meglio. Ecco, di fronte a questa situazione dobbiamo dirci, ok, benissimo, investiamo nel trasporto pubblico e cominciamo anche a dire in alcune aree garantisco il trasporto pubblico, però se tu non lo scegli devi darmi un contributo, perché però tu mi garantisci il trasporto pubblico, Cristina? Mi garantisci il trasporto pubblico? Esattamente. E se tu non me lo garantisci, io come mi muovo? Guardiamo che orari abbiamo ancora di mezzi di trasporto, no, perché andiamo a vedere, guardate che dopo le 20 di sera le corriere non ci sono più e stiamo parlando di Treviso, io parlo della mia città, che se devo andare in qualche posto a Monastier, per dire, a una certa ora la corriera non c'è più. Perché è facile dire prendete i mezzi pubblici, sì, se ce li danno per cortesia, o Nadia che non sa come arrivare fuori di casa. Piero da Zero, Fanca Rima, vai Piero. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Mirella e Tuocidi. State da qua, è inutile che rendi tanto con la pista del Bobo. Hai uno scambio di voti. Ditemi a chi farà il Bobo, come voti. E mi te voto per Stretto di Messina. Vedo capire come è la storia. Grande Piero. È lo scambio. Ditemi fare cosa. La votazione per il Bobo. E mi te voto per Stretto di Messina, per il ponte. Ciao. Grazie Piero, abbiamo sentito anche le riflessioni dei nostri spettatori a casa. Adesso andiamo a vedere invece queste bellissime locandine che ci ha portato la sindaca Bona, perché veramente questi sindaci ce la stanno mettendo tutta per organizzare eventi, per far rivivere il territorio. Ecco, loro hanno le idee chiare su quello che bisogna fare, questo bisogna fare. Prego sindaca Bona e complimenti, perché ho letto queste locandine che mi ha mandate e devo dire veramente che si sta spendendo molto bene. Da buona montanara potrei dire proprio che sa di cosa hanno piacere le persone quando arrivano anche a visitare questa meravigliosa Cansiglio. Prego.
Sì, allora questa è la locandina degli eventi di febbraio. Io devo ringraziare le associazioni che ci danno una gran mano a offrire occasioni di socialità nel territorio ed è quello che abbiamo bisogno per far rimanere qui le nostre famiglie, i nostri giovani e anche avere un occhio d'attenzione ai nostri anziani che cominciano ad essere la parte più consistente della popolazione. Per cui cerchiamo di organizzare della ginnastica anche per le persone che hanno difficoltà, insomma ci diamo un po' da fare. Domenica andiamo a festeggiare il Carnevale, siamo arrivati alla 28ª edizione, anche noi nel nostro piccolo. Anche qui devo ringraziare la Proloco, abbiamo una Proloco che tiene veramente duro. Quando prima Mirella diceva i montanari si arrabbiano, il problema dei montanari non è tanto arrabbiarsi, è quello di perdere la voglia di rimanere qui e abbandonare il territorio, invece questo non deve succedere. Sì. Questo evento invece è importantissimo, è la storica competizione di sci alpinismo, la Transcavallo. Qui ringrazio il comitato organizzatore che si dà tantissimo da fare. In alta montagna la neve c'è, per cui le discipline sportive si possono fare. Questa competizione ha raggiunto un livello internazionale, per cui veramente è un qualcosa che ha un impatto quasi minimo sull'ambiente, perché siamo in alta montagna senza impianti di risalita, senza niente che possa impattare, però è una cosa spettacolare che dà una vista sul nostro territorio meravigliosa e speriamo che si possa fare, perché appunto la neve quest'anno un pochino è mancata, però lo sforzo organizzativo è immenso e veramente io devo ringraziare tutti quelli che soprattutto sono tutti volontari, si danno da fare per questo tipo di competizioni. Pensate che Tambre è un comune di 1300 abitanti ed ospita una competizione internazionale che è la 41ª edizione. Quindi veramente grazie a tutti i miei cittadini e alle associazioni che si danno da fare per la nostra montagna. E ha fatto bene, perché è proprio importante capire, vedere quanto si stanno spendendo veramente i sindaci per cercare veramente di dare il massimo, far capire anche la bellezza del territorio. Ma ci rendiamo conto cosa abbiamo a 2 passi da casa? Ma io veramente, guarda, delle volte laghi, mare, montagne splendide che tutti ci invidiano, fanno chilometri e chilometri per venirci a vedere e noi siamo così. Perché siamo così noi? Siamo così, siamo pigri, guardiamo sempre oltre, invece abbiamo vicino il mondo meraviglioso. Allora andiamo a vedere invece adesso, grazie Sindaca, questo che ha portato Cristina Guarda, intervista CEE Olimpiadi Innsbruck, noleggio pista. Andiamo a sentire. Yeah, if you construct a new track, in my opinion, it's more complex because, as I said before, we just renew 25% of the track, so 75% is already known by the athletes. So I think that we can do the events that begin at the end of 25, so let's say October, November 25. It's around 500,000 euros, and our company is owned by the city of Innsbruck and by the county of Tyrol, so the costs are divided 50% between these two organizations. And is it fully utilized all the time? Yes, it's in use during winter time. It starts at the beginning of November and the season lasts till the beginning of March. We have to modernize because our homologation is running out at the end of 2024 and the costs for this homologation is around 30 million euros. And this is divided by the city, by the county and by the government of Austria. First of all, we made an offer. It's 12.5 million euros. Everything is included if we host the Olympic Games. So there's a rent of about, I would say, I don't have it in mind, but I think it's 1.8 million is just the rent, and the rest is for the services, for the operations, sport, competitions, services, security, and these things. Anche se non avete letto tutto, ma qualcosa siete riusciti a leggere, perché era scritto anche molto bene. Presentiamo prima Fabio da Padova. Vai Fabio. Carissima Mirella, ciao, saluto tutti gli ospiti, tutti. Senti, no, volevo intervenire ieri, ma non ce l'ho fatta a prendere la linea per il discorso degli incidenti, no? Sì. E degli autovelox, tutte quelle robe lì. Allora, noi abbiamo una tecnologia molto semplice che praticamente ci permette la centralina della macchina può, tramite il satellitare, che è uguale a quello del telefono, una schedina, può dire che c'è il limite di velocità, quanto è il limite di velocità, se c'è l'autovelox, ci dà tutti i dati necessari
Cosa succede? Basta collegare questa semplice cosa alla centralina della macchina, e questo lo devono fare chi vende le macchine, chiaramente, chi le fabbrica, e automaticamente cosa succede? C'è il limite di 50, benissimo, tu acceleri anche al massimo, la macchina più di 50 non fa. Questa è una tecnologia talmente semplice, esistente, fattibile, e abbiamo risolto i problemi delle velocità, senza mettere autovello, tutte queste robe che non servono a niente, e praticamente tu non puoi superare i limiti. Molto chiaro. Anche Fabio, se- devo chiudere perché non ce la faccio, sono proprio in chiusura, sei riuscito a chiamare ok, e ti hai grazie espresso mille, anche ciao. molto bene, molto Ciao, chiaro. ciao. Speriamo che qualcuno ascolti se è vero che c'è questa tecnologia. Allora, Cristina, guarda, come commentiamo? Abbiamo visto questo servizio molto importante, ecco, che fa capire anche molte cose. Prego. Allora, la questione è questa, adesso racconto velocemente la genesi di quell'incontro. Siccome continuavamo a chiedere informazioni alla Regione, al Governo, al Commissario sulle interlocuzioni con le altre piste esistenti e non riuscivamo ad avere risposta, e siccome continuavano a venire dati dei numeri che non corrispondevano con le informazioni che ci provenivano dall'Austria, allora io e Europa Verde siamo andati direttamente a parlare col sindaco di Innsbruck e siamo andati direttamente a parlare con l'amministratore delegato dell'azienda che gestisce la pista di Innsbruck. Il CEO, che non è il CIO, è il CEO. È il CEO, questo è il CEO. E allora gli abbiamo chiesto, ma allora quanto vi costa all'anno la pista? No? E allora dicono minimo 500.000 euro. E nei periodi di massima costo dell'energia è aumentato a 700-800.000 euro, e dicono, e questo, cioè abbiamo perdite ogni anno nonostante la pista sia costantemente utilizzata. E quindi questo è il punto numero uno. Punto numero due era capire se, visto che il Comitato Olimpico Internazionale ci diceva andate a utilizzare strutture esistenti e funzionanti, e abbiamo detto, ma voi avete mandato un'offerta all'Italia? E ci hanno detto sì, l'abbiamo inviata, e l'offerta è 12 milioni e mezzo di euro per organizzare l'intero evento, quindi comprese tutti i costi di sicurezza, di gestione dell'impianto, di attrezzature, eccetera, e compreso anche il noleggio della pista pari a 1,8 milioni di euro. Questo era il messaggio che abbiamo desiderato che venisse reso pubblico. Perché non riuscivamo ad avere chiarezza da parte delle istituzioni che si dovevano occupare di queste interlocuzioni. Quindi il mio messaggio finale è questo, perché purtroppo vi devo lasciare perché devo andare in Consiglio regionale. Il mio messaggio finale è questo: se oggi ci impegniamo nel costruire una pista da 120 milioni più extra fondi, come è stato detto da chi deve gestire la costruzione, per fare una pista che, attenzione, non è detto che venga consegnata nei tempi, e quindi la stessa fondazione che si occupa dell'organizzazione dei giochi dice teniamo aperte le interlocuzioni con le piste esistenti, quindi dall'America, che addirittura ci pagherebbe l'intera gara pur di avere delle persone che vanno là a fare delle gare perché è inutilizzata la loro pista, fino a Innsbruck più vicina a Cortina, che invece ci chiederebbe 12 milioni di euro. Ecco, io non ritengo che l'investimento sia utile se anche noi abbiamo il timore di non riuscire ad arrivare nei tempi, perché i tempi sono strettissimi. Ferma, e purtroppo Cristina, le guarda, indagini l'ultima recenti ci domanda, ma il CIO come si comporterà? Io mi aspettavo, visto che il CIO dal 2020 dice non siamo d'accordo, io mi sarei aspettato una posizione un po' più dura, nel dire guardate, noi vi abbiamo chiesto delle Olimpiadi sostenibili, delle Olimpiadi economicamente, ambientalmente, ma anche socialmente, coinvolgendo la popolazione. Questi tre particolari non sono stati garantiti in molti dei progetti, non soltanto nella pista da bob. E allora esigerei da parte del CIO più coerenza rispetto agli impegni che aveva richiesto all'Italia nel momento in cui Ma gli come aveva andrà a affidato i finire giochi. secondo lei, Cristina? Guarda, ipoteticamente, la Tutto sua dipende dalle riflessione. indagini in corso. Tutto dipende dalle indagini in corso, perché il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri sta indagando, da quello che appunto ho letto anche nei giornali in questi giorni, rispetto a delle questioni probabilmente di violazione con la demolizione della pista che non doveva avvenire.
e di conseguenza tutto dipenderà dall'esito di queste indagini e anche dal tempo in cui si andrà a costruire la pista. E ribadisco, nel momento in cui non si riuscirà a realizzare la pista nei tempi per le Olimpiadi, qui si tratta di danno erariale, non è soltanto un danno ambientale, è un danno erariale, perché questi fondi, 120 milioni, non dovevano essere spesi per fare una pista per il futuro. Ma Grazie, devo chiudere. Cristina Guarda, consigliere regionale Europa Verde, che ringraziamo di essere stata con noi, e so anche che si sta battendo, lei è una squadra veramente importante di persone che credono veramente all'ambiente. Allora, dopo le immagini della pista da bob che abbiamo visto, andiamo a vedere invece queste immagini bellissime dell'Alpago e Tambre. Salutiamo e sentiamo anche come ci saluta la sindaca Sara Bona. Allora, guardiamo le immagini e sentiamo i saluti della sindaca. Sì, intanto io vi ringrazio ancora per l'ospitalità. Solo due riflessioni. Ci sono tanti tipi di montagna. L'Austria è una montagna un po' diversa dalla nostra. Lo sapete bene, l'Austria è una nazione di 9 milioni di abitanti. Noi siamo una regione di 4 milioni di abitanti. Quindi facciamo le opportune distinzioni rispetto ai finanziamenti, rispetto alle opportunità e alla facilità di scegliere opere, eccetera. Sulla sostenibilità delle opere anche vorrei invitarvi a una riflessione. Prima la consigliera Guarda, che insomma si sta impegnando e io lo apprezzo tantissimo, ha parlato di piscine. Quale piscina è in attivo? Bisognerebbe saperlo, perché purtroppo le piscine sono un altro tema molto, molto impegnativo dal punto di vista della sostenibilità, per cui dire la pista di bob non è sostenibile ma la piscina sì, soprattutto in montagna, facciamo bene una riflessione, perché noi purtroppo l'abbiamo un po' provato sulla nostra pelle come piccola comunità. La nostra piscina attualmente è chiusa perché la sostenibilità delle piscine in un periodo di siccità, dove non piove, dove c'è scarsità di acqua, sono delle riflessioni importanti da fare e facciamole. Allora io dico, chissà perché vanno a fare le cose che non sono sostenibili o pensarle invece di fare quelle sostenibili, visto che si possono fare. Ecco, vorrei che qualcuno ci spiegasse questo, perché vanno a parare sempre sbagliato invece che nella maniera giusta. Ecco, se qualcuno vuole spiegarcelo noi saremo molto contenti. Grazie a Sara Bona, sindaco di Tambre, di essere stata con noi. Complimenti sindaca per quello che fa, veramente complimenti. Grazie, pubblicità. Vi presento subito altre due graditissime ospiti, altre due donne questa mattina, solo donne questa mattina da Mirella Sveglia Veneti. Abbiamo Gabriella Mosca, tassista, eccola qua, e Sara Franchetto, CAF CGIL Treviso. Grazie di essere qui, parleremo ancora di lavoro, di queste donne che si impegnano al massimo, ma che fatica, ragazzi. Allora iniziamo proprio da Gabriella Mosca. Allora, com'è questo lavoro di tassista, questa pericolosità? Abbiamo sentito anche ieri sera cosa è successo. Ecco, il pericolo numero uno, ma noi donne non abbiamo di sicuro paura, siamo sempre in prima linea, non lo so. Ecco, veramente dove siamo delle grandi a volte per quello che facciamo. Com'è la situazione dal suo punto di vista, Mosca? Come vede la situazione anche di sicurezza? Perché il taxi è una sicurezza alla fine, ecco, hai un qualcuno che puoi essere sicuro di salire, di arrivare tranquillamente, strade permettendo e pazzi permettendo per la strada, che vogliamo parlarne anche di questo. Prego, Mosca. Allora, intanto buongiorno a tutti i telespettatori. Insomma, diciamo che il mestiere di tassista per le donne non è stato molto seguito, nel senso che qui a Treviso siamo in poche, siamo in 4 su 32, siamo alcuni in collaborazione con i mariti e alcune figlia e mamma. Queste sono le più brave, le più che affrontano il pericolo anche notturno, perché queste si fanno anche i turni notturni come tutti gli altri tassisti. Allora, la situazione della pericolosità, all'interno della macchina noi abbiamo un sistema d'allarme e una telecamera che in caso di problemi attiviamo, però per fortuna a me non è mai successo niente. E dal punto di vista del cliente, noi serviamo soprattutto anche persone, anche donne, anche alla sera, che preferiscono farsi accompagnare fino al portone di casa per essere sicuri di poi di entrare, anche perché in questi tempi non è che siano tempi molto tranquilli.
Quindi sì, si affidano anche a noi e talvolta tante donne preferiscono avere anche la donna autista perché insomma hanno un contatto diverso, perché poi all'interno della macchina si svolge poi un po' un'attività di psicologo. Se tu parti con un discorso poi vedi che il cliente è anche disposto a raccontarsi, a raccontare cose che magari non racconterebbe mai a nessuno, perché poi sa che magari questa persona non la vede più. E comunque sì, è un bel rapporto con i clienti che abbiamo dei clienti abitudinari, anche magari anziani che vanno a farsi sia la spesa o comunque in ospedale, vanno a fare vari accertamenti che comunque si raccontano dei loro problemi, se sono soli, si affidano a noi che dicono io non voglio disturbare mio figlio perché magari lui è impegnato, c'ha i figli e non ha tempo e voi siete i nostri angeli, alcuni ci chiamano ed è anche un piacere perché facciamo anche un'attività insomma, sociale che fa piacere. Sono proprio contenta che sia qua a Mosca. Avete sentito come funziona? La gente ha bisogno del calore umano, di parlare, di sentire qualcuno che ascolta, vero Sì, Mosca? certo, perché ormai la società ci sta rendendo molto individualisti, molto chiusi. A volte sono persone che vivono anche in condomini e ci dicono io non parlo con nessuno. Però in realtà se gli dai là in macchina ti raccontano una vita che è poi tutta una bella esperienza perché tutto insegna. Storie di vita. Tutto insegna, sì. Allora sentiamo anche come commenta Sara Franchetto, ecco questa un'altra donna che ascolta, che deve anche consigliare, che deve far capire in un momento di totale confusione che stiamo vivendo quale percorso prendere. Prego Franchetto. Buongiorno a tutti. Io, come la signora Mosca che è di ospite da voi, condivido il fatto che chi lavora con il pubblico e soprattutto con persone magari che hanno delle fragilità o delle difficoltà di natura, nei nostri casi a volte economiche, e che quindi possono anche vergognarsi del tipo di necessità che hanno, e in qualche maniera noi operatori che stiamo agli sportelli ci vedono un po' come degli angeli custodi o comunque come dei confessori, quindi soprattutto quando vengono da noi a fare la pratica ISE, che è una pratica che serve per avere determinate agevolazioni, e cominciamo a fare le domande che riguardano il loro nucleo familiare, i loro redditi, i loro patrimoni. Ecco che lì magari ci raccontano un po' le loro storie, le loro difficoltà e cercano un consiglio da parte nostra per capire cosa fare, come agire per migliorare la loro condizione. Allora Franchetto, io l'ho invitata anche questa mattina perché non so se lei è al corrente, ma io ho un banco solidale e lei capisce bene che il banco solidale devono venire con l'ISEE. L'ISEE che non deve superare i 6.000 euro. Però il Banco Nazionale di Verona e la Comunità Europea dice che se l'ISEE supera i 6.000 euro la persona può essere benissimo in difficoltà perché ci sono vari problemi, anche se l'ISEE è di 8-9.000 euro, però i servizi sociali devono firmare una carta che dichiara che questa persona, anche se l'ISEE supera i 6.000 euro, possono venire al Banco Solidale. Allora io le posso assicurare che sono veramente sconvolta perché quando chiamo i servizi sociali loro di questa cosa non la conoscono, non la sanno, non firmano la carta, perciò devo chiamare il sindaco, devo dire oh ma sta questa cosa qua è possibile che mi vuole spiegare per cortesia a chi devo rivolgermi per far capire che forse devono informarsi un po' meglio perché stiamo parlando di fragilità, ma veramente fragilità, famiglie che hanno perso il lavoro, che non riescono più a pagare il mutuo, perciò per poco sarà portata via anche la casa e magari manca 3-4 rate ma la banca porta via casa, soldi, tutto e non riescono
riescono ad avere questa agevolazione, perché purtroppo l'ISEE è quello. Mi può spiegare a chi devo dirlo? Perché i sindaci non conoscono, gli assessori non conoscono, i servizi sociali non conoscono, eppure questo è quello che si deve fare. Ma se no aprite uno sportello voi, Franchetto, lo dirò anche a qualcuno ai vertici, perché veramente io non ce la faccio più e non posso perdere ogni giorno ore a spiegare al sindaco che devono fare questo. Prego, Franchetto. Allora, come ha sottolineato, purtroppo c'è molta difficoltà da parte dei comuni a venire incontro a quelle che sono le necessità delle persone che si trovano in disagio. Un po' per i numeri, ok? Delle assistenti sociali, un po' per le risorse che hanno i comuni, un po' perché adesso lo vorrei dire anche se sì, sarebbe bene. No, lo dica Franchetto, lo dica. Sostanzialmente la normativa ISEE è una normativa molto complessa e a volte sia gli assistenti sociali ma lo stesso INPS che rilascia l'attestazione ISEE hanno difficoltà nella comprensione di quella che è la materia, ok? Vorrei aggiungere sul tavolo, visto che giustamente lei ha sottolineato il fatto che c'è questo problema con il banco alimentare, che da quest'anno ci sono state delle modifiche a livello ISEE che hanno creato notevoli problemi e di cui nessuno sta parlando da nessuna parte. Ecco, per questo l'ho invitata, vede che lo sapevo. Diciamo che fino all'anno scorso le persone in difficoltà, ovviamente con un certo limite di ISEE, con certi parametri, potevano aver diritto al reddito di cittadinanza. Ora a livello centrale si è deciso che questa misura non andava più bene e se ne è introdotta altre due, chiamiamole così, che una è l'assegno di inclusione e una è il supporto formazione e lavoro e hanno due funzioni diverse. Ma la cosa che diciamo ha generato più scompiglio nei nostri uffici e presumo nei centri di assistenza fiscale di tutta Italia è il fatto che l'introduzione di questa misura ha cancellato dal giorno alla notte quella che fino a ieri era una certezza, e cioè adesso faccio degli esempi per spiegarmi. Allora, fino all'anno scorso, se io avevo un figlio fuori dal nucleo che non aveva redditi, non aveva patrimoni, magari viveva in un uso gratuito o comunque in una casa della famiglia e aveva più di 26 anni, questo figlio non era riattratto nel nucleo dei genitori ai fini ISEE e quindi poteva fare l'ISEE da solo, il suo ISEE era molto basso e per cui poteva avere diritto a tutta una serie di agevolazioni. Da quando è stato introdotto l'ADI, questa cosa è venuta a decadere, per cui io oggi posso avere 50, 60 anni, se i miei genitori sono ancora in vita, ok, non sono ricoverati in una casa di riposo, io, anche se ho una vita scollegata da quella dei miei genitori, sono obbligato a fare nucleo ISEE con i miei genitori. Questo è un problema su tutti e due i fronti, sia da parte dei genitori che non sanno questo e magari vanno a fare l'ISEE senza pensare che devono attrarre il figlio, sia da parte del figlio che fino all'altro giorno aveva diritto all'RDC, che oggi in qualche maniera si chiama ADI, e che invece oggi si trova sostanzialmente ricompreso nel nucleo dei genitori che magari hanno i redditi da pensione o quant'altro che fanno sì che lui non abbia più diritto a nessun contributo, pur non vivendo in casa con la famiglia. Ora ripeto, di questa cosa qui nessuno ne sta parlando, sta creando un sacco di problemi, soprattutto alle persone che sono in condizioni di svantaggio. Si è fatta un sacco di pubblicità invece sull'esclusione dei famosi 50.000 dei BOT, dei CCT, dei buoni fruttiferi dal calcolo ISEE, però siccome questa postilla è stata agganciata alla legge di bilancio, non entrerà in vigore molto probabilmente prima di luglio o addirittura prima del prossimo anno, perché richiede un ulteriore passaggio normativo per andare a modificare la normativa ISEE. Quindi capisce bene
che diciamo, questa problematica che io adesso sto sollevando è una problematica che a mio parere non deve essere solo sollevata dal CAF, ma dovrebbe essere fatta presente ai comuni, e i media dovrebbero parlarne diffusamente perché il governo prendesse coscienza delle problematiche che sta creando a queste persone, e che non sono, come le vogliono far passare, persone che magari vogliono stare sul divano e prendere dei contributi, ma sono delle persone che sono in evidente situazione di svantaggio, che hanno problemi enormi a arrivare a fine mese e che purtroppo sono abbandonati da tutte le istituzioni. Se qualche politico venisse a farsi un giretto ai banchi solidali, forse vedrebbe la realtà che sta spiegando benissimo Franchetto. Vorrei potervi aver fatto vedere quell'anziano che ieri piangeva a dirotto perché solo e abbandonato nella solitudine più totale. Non riesce neanche più a parlare neanche lui, perché non parla ormai più con nessuno, e perciò mi fa piacere Franchetto intanto che abbia detto, vede che l'ho invitata non a caso, perché sapevo che lei doveva spiegare queste cose che nessuno dice, e sono cose importanti perché stiamo parlando di fragilità che possono essere anche i nostri nonni. Prima una grande imprenditrice che ho avuto, Silvia Arlanca, ha detto: a noi donne dobbiamo diventare sorelle. Ecco, non vederci come nemiche ma come sorelle, perché questo ci farà crescere. Ecco, forse dobbiamo fare anche questo. Allora, Mosca, un'altra cosa importante è la sicurezza, che parlavamo prima. Ieri abbiamo visto purtroppo quello che è accaduto a Marcon, ecco, una cosa veramente che fa riflettere, ma soprattutto questi giovani anche nei centri storici che ne fanno di tutti di più, voi li vedete perché siete là. Con questi genitori, io ieri ho avuto un sindaco che diceva, nonostante la foto, il video, continuava a dire non è mio figlio, ma assolutamente non è mio figlio. Ieri abbiamo avuto un'altra dimostrazione su un altro telegiornale di questi genitori che dicono no, assolutamente non è mio figlio, però sicurezza e costi, perché prendere un taxi costa, sono sicura, ma devo avere anche i soldi per pagarlo. Com'è la situazione? Certo, noi ci siamo visti l'altra volta, il periodo Covid, non so se si ricorda, il governo aveva rilasciato quella somma che poi è stata gestita dai comuni dando i voucher, e là gli anziani, le persone che vanno in ospedale erano veramente molto contenti. Mi ricordo, infatti, io ne ho dati tanti. Ne hanno dati tanti, infatti era stato l'anno scorso, è finita l'anno scorso, tra 2022 e 2023 hanno tolto tutto, e tanti arrivavano ancora col biglietto che però era scaduto, e sono stati davvero spiazzati, perché alcuni andavano magari a farsi terapie che durano magari 2 settimane, e scontavano, era molto utile quello, infatti magari se lo diremo al sindaco Conte, lo diremo se in futuro hanno magari dei surplus all'interno del comune, che dubito, magari pensare a queste categorie fragili sarebbe veramente importante. Visto che fanno un bellissimo carnevale, speriamo che magari abbiano tra degli le introiti pieghe del bilancio ci sia anche qualcosa per le fragilità. Prego. Sì, poi abbiamo anche delle persone disabili. Ecco, a tal proposito volevo sollevare un problema che è contingente, che adesso stiamo vivendo in questo momento, perché come voi saprete tutti, chi abita a Treviso, ci sono tanti cantieri, tra cui quello della stazione, che è un cantiere molto importante ed è da un pezzo che i lavori sono iniziati, non sappiamo quanto dureranno, però noi ci siamo spostati dal lato dove c'è il parcheggio delle biciclette, quindi sul lato destro della stazione per chi la guarda. E là siamo un po' stati abbandonati, tra virgolette, nel senso che ci manca l'illuminazione, e di notte è brutto, insomma è una situazione un po' di difficoltà, e inoltre anche la pavimentazione avrebbe bisogno di una sistemata, perché ci arrivano persone anche in carrozzina o persone con i passi. È stato fatto presente l'assessore Zampese? Sì, l'assessore Zampese so che ha avuto colloquio là appunto in loco anche con un rappresentante delle ferrovie, un ingegnere responsabile dei lavori, e purtroppo Zampese non può fare niente perché non è sua la competenza, perché i lavori sono delle ferrovie, stanno a loro che hanno, a loro dire hanno il compito di installare per noi questa illuminazione, che è il problema, diciamo, fondamentale.
che non è meno grave di quello di una persona che arriva in carrozzina, magari si trova la buca ed è pericoloso. Dobbiamo dirlo alle ferrovie, perché state anche attenti che non facciano come a Conegliano, che hanno fatto l'ascensore e non passa la carrozzina, che qua non fanno l'illuminazione ma mi mette le lampadine. No, dobbiamo anche dirglielo di lavorare seriamente. No, questa è una situazione temporanea, perché ci sono tutte le impalcature, ci sono tutti i lavori. Siamo al buio, sì, ed è un posto un po'. E un altro problema è che il parcheggio è consentito sia a noi, perché ci hanno fatto gli stalli di sosta, ma a tutti. Per cui cosa succede? Che negli orari di punta arrivano tutte le persone che vanno a prendere delle persone che scendono dal treno e si parcheggiano e ti dicono no, io non mi sposto. E siamo a volte costretti a lasciar perdere, però questi magari ti dicono siamo arrivati prima noi. Però c'è scritto per terra taxi, insomma... Vede Mosca, ieri mattina parlavamo proprio del rispetto quando uno esce di casa. Questo è un problema che noi abbiamo. Noi dobbiamo avere rispetto quando usciamo di casa, per noi ma anche per gli altri, perché se non iniziamo a rispettarci a vicenda, noi non andremo da nessuna parte, perché la prima parola è rispetto della persona. Allora, Franchetto, cosa dice? Ha sentito cosa ha raccontato Mosca, ma soprattutto, ecco, l'invisibilità. Ma come? Tu sai che lavoro che faccio, che servizio che cerco di fare per aiutare e anche dare sicurezza e aiutare anche le fragilità. E si passa il cerino, non è colpa mia, è colpa tua, però io sono al buio e ho questo problema e sto dando un servizio alla città. Cosa dice Franchetto? Sì, purtroppo anch'io devo notare che soprattutto per chi cerca di mediare tra le utenze e diciamo i comuni, piuttosto che nel mio caso l'INPS, o piuttosto che, siccome noi ci occupiamo anche di fisco, l'Agenzia delle Entrate, non sempre è difficile spiegare le ragioni di uno all'altro. E pertanto noi cerchiamo nel nostro piccolo, anche a livello nazionale, di portare quelle che sono le ragioni degli invisibili, come li ha definiti lei, di quelle che sono le persone che purtroppo non hanno una voce. Non nascondiamocelo, purtroppo queste persone sono un po' ai margini della società, e per cui soprattutto per chi ci governa sono delle persone che vengono un po' messe da parte. Proprio non li vedono, gli danno fastidio, glielo posso dire. Pensi, Franchetto, che ieri ho letto una mail che è arrivata a una mamma con una bambina muta ma non sorda, che avrebbe solo bisogno della lingua dei segni, e la mail dalla segreteria della regione dell'istruzione è arrivata con scritto handicappata. Cioè, le sembra normale che nel 2024 questo termine, che deve essere proprio cancellato, come ha detto anche il ministro dell'istruzione, arrivi una mail da regione con scritto handicappata? Perché così si ragiona nel 2024. Allora, prima li chiamavamo mongoloidi, dopo handicappati, dopo disabili, dopo diversamente abili, ma vogliamo iniziare a chiamarli per nome e cognome, come dice sono persone? Cosa dice Mosca, lei che vive anche questa? Ma si rende conto, dalla regione Veneto una mail con scritto handicappato? È una roba veramente da non credere. Ecco, questa sensibilità, forse, che, come diceva l'imprenditrice questa mattina, forse le donne hanno di più questo sentire questa persona che è in difficoltà. Prego. No, capita spesso che purtroppo ci sono persone che andiamo a prendere magari negli ospedali che sono costretti a fare pratiche per avere o parlare con gli assistenti sociali, per avere un minimo di assistenza, persone sole che non sanno veramente a chi aggrapparsi e che hanno anche difficoltà di muoversi, che sono costretti anche a chiamare noi, però sostenendo spese che sono anche importanti. Cosa costa una corsa media, Mosca? 10 euro è il prezzo in zona centro, però c'è chi va anche più lontano, che va a farsi delle cure in posti più lontani e che non ha modo, magari va all'AREP, perché là sono specializzati nelle cure di chi ha avuto paresi, eccetera,
e quindi sostiene costi più alti, però non hanno vie d'uscite, cioè ci sono queste associazioni che offrono, però magari non conoscono queste persone, sono persone anziane che non sanno come muoversi, che hanno difficoltà veramente a trovare degli agganci per spostarsi in autonomia. Dico sempre, siamo 7.000 associazioni, Franchetto, ma se le persone fragili non ci conoscono, noi non riusciamo ad arrivare come non ci fossimo, che noi siamo invisibili, tanti divisi, ognuno col suo campanile, poi dopo troviamo il morto in casa o il suicidio perché nessuno sa che esiste. Allora, un'altra cosa, Mosca, taxi era agosto, arrivano più licenze in cambio degli incentivi. Ormai siamo fra poco, ma perché tanto i mesi vola, è passato un anno, com'è la situazione? Allora, ecco, come licenze, come incentivi, cosa ci racconta? Allora, la situazione è dopo... penso che tutti abbiano un po' sentito che quest'estate ci sono stati problemi a reperire taxi, è stata un po' una campagna, forse anche un po' una campagna gestita anche da chi, da queste grandi associazioni che vorrebbero entrare in un campo che ora è gestito e regolato da una normativa comunale, da licenze che sono molto vincolanti. Non è che una persona prende e va a fare il tassista, perché ha bisogno di tutta una serie di requisiti per svolgere questa attività. Il comune ha dei paletti molto rigidi che adesso si sono un po' semplificati, perché dopo l'ultima la legge Meloni di ottobre 2023 sono state più incentivate le sostituzioni alla guida, nel senso che una persona che è comunque titolare di una licenza ha la possibilità di avvalersi un po' più agevolmente di questo sostituto che può fare dei turni anche integrativi, questo per far sì che la macchina possa essere in turno anche in orari oltre al turno principale, e questo per dare più servizio. Comunque a livello di Treviso, che è comunque sede di aeroporto, è stato previsto il rilascio di un numero di licenze che era a livello di normativa fino al massimo del 20%. Quindi qui a Treviso a breve uscirà un concorso per un numero di 6 licenze, tutte le macchine saranno adibite a trasporto disabili e quindi dovranno essere dotati di pedana e macchine comunque atte a trasportare carrozzine. Saranno licenze a titolo oneroso, comunque chi vincerà il concorso dovrà pagare una certa cifra che poi sarà il comune a stabilirla, e dovrà attrezzare la macchina per il trasporto disabili. Questo onere, che verrà pagato dal singolo vincitore della licenza, andranno poi in parte suddivise anche per i vecchi titolari di licenza al fine di garantire un incentivo per la perdita di valore. Allora ci sarà anche un aumento delle tariffe dei tassi? Il numero di tassisti si aumenterà. Il costo no, perché a breve, l'anno scorso è stata già modificata in parte il valore delle corse, è stato adeguato, quindi no, a breve non è previsto alcun aumento, e quindi rimaniamo su quelli che sono. Chi dovrebbe aumentare non aumenta, chi non dovrebbe aumentare invece aumenta. Guardate proprio veramente in Italia, chi lavora non prende niente, chi non fa niente c'ha una montagna dei soldi. Se qualcuno mi spiega come che funziona questa storia. Diciamo che noi non adeguiamo annualmente le tariffe, non vengono adeguate annualmente, vengono adeguate dopo un tot di anni, calcolando un po' quelli che sono gli aumenti Istat, però non viene fatto annualmente. Non siamo come tutti praticamente, perché autostrade, MOM, tutti adeguano annualmente. Per noi no. Diciamo che le tariffe sono quelle che sono state adeguate circa un anno fa. Molto chiara, Mosca, ringrazio, abbiamo anche delle buone notizie, avete capito perché invito queste persone, perché abbiamo meno confusione. Allora Franchetto, lei parlava prima dell'Agenzia delle Entrate oltre che dell'Inps, sa che qualcuno telefona e la chiama all'Agenzia delle Uscite
uscite, non delle entrate. Ha detto dovete cambiare nome perché è l'agenzia delle uscite. Ecco, come funziona questa agenzia delle uscite? È migliorata, è peggiorata? Voi che quotidianamente avete dei rapporti? Allora, diciamo che mentre una volta ci si recava di più in Agenzia delle Entrate, si parlava direttamente con i funzionari, adesso i sistemi sono più informatizzati, quindi delle cartelle che arrivano possono essere sgravate direttamente via internet. C'è un programma all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate che si chiama Civis. Quindi se un contribuente riceve magari una letterina da parte dell'Agenzia delle Entrate, ecco, quello che consiglio non è subito di saltare sulla sedia, perché a volte è quello che succede. Ci sono alcuni che vedono l'Agenzia delle Entrate e buttano la lettera dentro il cassetto perché sono preoccupati di quello che vi leggono dentro. Però ecco, diciamo, accogliete la lettera con animo sereno e magari senza aspettare troppo tempo, perché ovviamente ci sono, a seconda delle lettere che arrivano, ci sono tempi per contestarla più o meno lunghi. Prendete appuntamento magari presso il centro che vi ha elaborato la dichiarazione dei redditi per chiedere l'UMI. Poi in questo caso, se l'avete fatta presso di noi, il CAF CGIL, noi forniamo questo servizio, quindi leggiamo la lettera dell'Agenzia delle Entrate, spieghiamo quale può essere il problema e cerchiamo di capire se, se si può fare contestazione alla lettera dell'Agenzia delle Entrate o se purtroppo è stato rilevato un errore che non può essere corretto e quindi c'è la necessità di pagare l'avviso dell'agenzia. Però anche in questo caso, nel momento in cui magari la persona si trovasse, perché il problema è quello di pagare magari a volte cifre anche elevate tutte in una volta, in questo caso comunque c'è la possibilità di fare le rate trimestrali, ci occupiamo anche di questo. Allora ha fatto bene Franchetto a spiegarlo, perché purtroppo questa trasmissione si chiama Sveglia Veneti e le spiego il perché. Perché molte persone, come dice lei, la paura di parlare, la paura di spiegare, la paura anche di affidarsi a altre persone che non conoscono, invece fare la denuncia e si toglie l'avvocato. E quando cominciano a pagare l'avvocato, dopo quando arriva al nodo la faccenda, manca la denuncia. Perché veramente non sanno, hanno paura, come ha detto lei, quando vedono solo la lettera dell'Agenzia delle Entrate, ecco, il fremito è enorme, perché siamo così, non c'è niente da fare. E soprattutto, come ha detto Franchetto, non fate da solo, andate nei CAF, sceglietene uno, come diceva lei, non prendete paura, ma andate a leggere. Pensate che io ho pensionati che sono anni che non vanno a vedere se la sua pensione è giusta, come ha detto anche i rappresentanti delle categorie di sindacato che ha avuto, cioè rimangono fermi là e magari hanno avuto anche degli aumenti ma non sanno, perché siamo così, siamo fragili, noi ci chiudiamo, ecco, ci chiudiamo sempre di più e invece non sappiamo che invece sono delle persone come i CAF che possono darci degli aiuti. Allora Mosca, ormai siamo quasi in chiusura, cosa chiederebbe, ecco, in questo momento come donna, come imprenditrice, ma come soprattutto come persona che sta veramente mettendo tutto per far quadrare il bilancio, perché ormai se non si lavora in due qua non si va da nessuna parte, e con le luci che abbiamo visto che ci sono all'orizzonte non sono delle luci molto belle, abbiamo sentito anche questa mattina con aumenti a IOSA. Prego. Il problema, io penso anche, come prima lei faceva riferimento anche a questa nuova società, questi giovani che sono un po' bulletti, che si trovano all'interno del sabato pomeriggio a fare a botte in piazza, mettendo in difficoltà anche chi sta lavorando normalmente. Sono un po' il frutto di questa società che abbiamo creato, perché purtroppo è una società individualista dove famiglie stanno sempre più diminuendo, i giovani sono sempre un po' abbandonati a se stessi. Ci vorrebbe un po' un ritorno al passato, secondo me,
un po' un ritorno a quelli che erano i valori di quando eravamo giovani noi, perché un po' si sta svilendo la società. Non credo di essere pessimista. I giovani anche hanno difficoltà, non hanno molti agganci con una realtà che è difficoltosa, fanno fatica a trovare lavoro, fanno fatica a inserirsi in ambiti lavorativi perché ci sono questi contratti temporanei, contratti sempre rinnovati, è un po' una società difficile. Abbiamo Mirella da Riese, veloce Mirella perché sono in chiusura, vai Mirella. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Allora, volevo dire che sono stata all'ISE a Montebelluna, perché siccome che vivo sola, no, e ho 72 anni, e ora no, volevano sapere quanti metri quadrati che ho di appartamento, così e colà. Ecco, e io ne ho 100 passa, e non ti danno niente, un sostegno, qualcosa, niente di niente. E spendo solo che la reversibilità di mio marito, perché io ho lavorato solo che 12 anni e sono troppo pochi per avere un assegno o qualcosa, ecco, e ti dicono così. Però c'è gente extracomunitari in fila che le danno di tutto. Abbiamo sentito Mirella la tua riflessione, sentiamo come la commenta Sara Franchetto, prego Franchetto. Allora, diciamo che il calcolo ISEE non è un calcolo perfetto, si potrebbe migliorare da tanti punti di vista perché prende in considerazione la famiglia, quindi diciamo che il reddito, i patrimoni che poi vengono inseriti all'interno della dichiarazione sostitutiva che di solito viene chiamata DSU, sostanzialmente vengono divisi per una scala di equivalenza che dipende da come è composto il nucleo familiare. Pertanto sostanzialmente chi vive da solo, i suoi patrimoni, i suoi redditi non vengono divisi come succede per chi magari ha una famiglia più numerosa. Altra cosa che magari non viene considerata nell'ISEE è se ho in corso dei finanziamenti o dei debiti che sto dilazionando, cioè è chiaro che posso anche avere il conto corrente a zero, però se ho un reddito come quello della signora, magari della pensione, è diverso se quel reddito ne posso usufruire a pieno o se magari ho fatto la cessione del quinto o se ho un finanziamento in piedi perché mi sono dovuta comprare, non so, la lavatrice che si era rotta. Quindi è chiaro che il calcolo ISEE non è perfetto, andrebbe migliorato sotto molti punti di vista. Come dicevo prima, ci sono delle novità che non hanno impattato positivamente sui bisogni delle persone e sinceramente se mi si potesse concedere un desiderio, ecco, io preferirei che a livello centrale si pensasse di meno a misure tampone che purtroppo servono solo a fare consenso e si cominciasse a mettere in cantiere delle misure più strutturali di lungo periodo che possano aiutare veramente le persone che sono in difficoltà. Grazie a Sara Franchetto, CAF CGIL Treviso, grazie per aver spiegato tante cose che non sapevamo. Mosca, come ci saluta? Intanto ringrazio per l'invito e speriamo dai che non ci siano altri, che il numero di licenze venga adeguato così non ci sarà più attesa per nessuno avrà più niente da lamentarsi e speriamo che ci mettano e ci adeguino il posto in cui parcheggiamo. Facciamo un appello ancora alle ferrovie, visto che il Comune non è direttamente responsabile, che questa sarebbe una cosa importante a breve, insomma. Senta Mosca, velocissima, ma il turista quando arriva a Treviso cosa dice? Il turista ama la città, è estasiato, la ama perché la confronta un po' con Venezia, però Venezia è molto più caotica, ha un numero di turisti molto più alti, qua la assomiglia in certe parti della città a Venezia,
però è molto più tranquilla, è molto più vivibile. Comunque dice che è una bella città. È una bellissima città. Tutti io dico tornano. sempre che è anche sicura a Mosca. Sì. Io che vado a casa tutte le ore anche in bicicletta, devo dire la verità. Per fortuna che, sì. Ecco, per avete fortuna sentito, sì. non lo dice solo Mirella, no, perché è giusto anche dirlo, siamo anche un'isola felice, lo diciamo. Di notte succedono qualche balordo in giro, però non è niente di che. Avete sentito che non è solo la Mirella che lo dice, ma è la regina di tassisti, avete sentito? Sì, la regina. Grazie a questi ospiti, grazie tantissimo, la posta di Mirella. Hoy en Punto y Seguido nos acompañan dos grandes bailarines que aunque no lo son de tamaño, lo son por su talento. Estoy con Kevin y Beverly. ¿Cómo se sienten de ser estas grandes estrellas? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna vez pensaron de que iban a tener esta fama? ¿Qué le dirías a otros niños que están allá afuera y que quieren llegar a bailar como ustedes y tienen ese gran sueño? Ellos quieren aprender mi paso y ellos quieren todo de mí. ¿Y tú les vas a enseñar? Sí. Entonces, que te vean en ese video que se ha vuelto viral en internet. Sí. ¿Sí? Okay. Aquí hay varios que dicen que bailan muy bien, pero entonces, ¿qué les parece si los ponemos a prueba? ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Okay. Mira, quiere con faldita y todo para bailar salsa.